Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questa occasione appunto di approfondimento e riflessioni su temi tanto importanti quanto delicati, quali appunto quelli della previdenza e della sicurezza sociale. La realizzazione appunto di questo convegno è stata possibile grazie a una sinergia tra l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine, Associazione Giovani Ancri, nonché ai padroni di casa appunto all'Università degli Studi di Udine per il tramite del laboratorio da lavoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Per cui io non ruberei altro tempo e darei inizio ai saluti istituzionali. Grazie per gli organizzatori, naturalmente, per aver pensato e realizzato anche questo convegno. Io do il benvenuto naturalmente a tutti in quest'aula dell'università. Mi fa piacere che ci sia un'audience ampia, che significa che parliamo di un argomento evidentemente sensibile, e ci sono anche studenti, dottorandi, colleghi e ovviamente tutti coloro che rappresentano le varie anime dei consulenti del lavoro. Naturalmente è importante, e l'interesse viene anche giustificato dal fatto che sono stati chiamati relatori di eccezione. Prima fra tutti la professoressa Elsa Fornero, che è emerita dell'Università degli Studi di Torino, ex Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, credo non abbia bisogno di presentazioni, e il dottor Antonello Orlando, che ha una particolare esperienza ovviamente nel mondo della consulenza del lavoro. Il tema è importante e cruciale, credo che sia assolutamente, non sta a me dirlo, ma se non come potenziale utente o interessato fra qualche anno, ma è sicuramente una di quelle materie che appassiona. Abbiamo visto anche recentemente cosa succede per esempio nella vicina Francia, che però credo abbia sempre necessità di essere affrontato anche con un approccio, se si può dire, scientifico, anche quanto possibile privo o scevro da emozioni, che ci permettono anche di valutare oggettivamente tutto l'impatto che può avere, visto che poi in realtà si parla di futuro. Io, come dicevo una battuta poco fa, per me è una giornata speciale. Oggi ho cominciato salutando gli studenti delle scuole superiori, in cui presentavamo tutta la nostra università, l'offerta formativa, poi dei giovani laureati, poi arriviamo alle pensioni. Credo che solo a un rettore possa capitare in un giorno intero di passare, o magari a qualche politico in periodo elettorale, di passare un excursus così di tutta la vita lavorativa. Però si parla sempre comunque di futuro. Ecco perché credo sia molto importante che anche noi assieme, ovviamente in collaborazione, come si è detto, con i consulenti del lavoro e grazie al nostro laboratorio del lavoro che abbiamo qui all'Università presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, si affrontino temi di questo tipo, e anche in un modo che possa poi lasciare anche qualche traccia per il futuro della discussione. Quindi io ringrazio davvero gli organizzatori e naturalmente i relatori, che daranno il senso e l'importanza a questo convegno. Grazie. Procediamo ora con i saluti. La professoressa Elena D'Orlando, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine. Grazie, è per me davvero un piacere e un onore in qualità di direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche portare i saluti del Dipartimento a questa iniziativa. E lasciatemi innanzitutto fare un ringraziamento e non di circostanza alle colleghe del Laboratorio Lavoro, in particolare a Marina Brollo e a Valeria Filì e a tutto il loro staff, per un lavoro davvero infaticabile che dà lustro non solo al loro settore scientifico-disciplinare, ma all'intero nostro Dipartimento. Questa iniziativa è infatti un'iniziativa molto rilevante per noi da molti punti di vista. Innanzitutto dal punto di vista scientifico, perché rientra nell'ambito di un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, di cui è responsabile in qualità di PI la collega Valeria Filì.
È un'iniziativa molto rilevante dal punto di vista della formazione, perché è rivolta agli studenti, ma anche agli operatori che sono qui presenti, che a vario titolo quotidianamente sostengono i lavoratori e le imprese. E poi è un'iniziativa anche molto rilevante nella prospettiva della cosiddetta terza missione, e la partnership che trovate nella locandina è una testimonianza tangibile di questo. E anche qui devo ringraziare le colleghe, perché hanno sempre con pazienza e con intensità tessuto i rapporti con, chiamiamoli, gli stakeholders più significativi per il loro settore scientifico disciplinare, che sono quelli che ritrovate poi per l'appunto in locandina. Il tema, tra l'altro, che è stato scelto per questo incontro, impreziosito da relatori di eccezione che sono stati poc'anzi ricordati dal magnifico rettore, è un tema che ci interroga su un argomento di rilevante attualità, quello del futuro del sistema pensionistico italiano, che, come ricordava il magnifico rettore, non è un problema solo italiano, se pensiamo proprio ai fatti francesi di questi giorni. E questo non può stupire, perché direi che questo è un tema che rappresenta una delle grandi sfide che oggi lo Stato sociale si trova di fronte, perlomeno nello spazio giuridico europeo. Da un certo punto di vista possiamo senz'altro dire che i diritti sociali, direi che sono una conquista irreversibile nella prospettiva dell'evoluzione del costituzionalismo, però costano, e quindi questo pone il problema della loro sostenibilità economica, che tra l'altro in un ordinamento come il nostro, partecipe di un processo di integrazione sovranazionale, pone ulteriori problemi che derivano dalle peculiarità di questo processo di integrazione, peculiarità che proprio nel caso specifico vedono da un lato la permanenza delle politiche sociali e previdenziali in capo agli Stati membri, anche se sappiamo che ci sono degli strumenti e dei programmi anche di coordinamento orizzontale molto importanti e anche ambiziosi. E dall'altra parte però sappiamo anche che le politiche monetarie e i conseguenti vincoli di bilancio sempre più stringenti sono stati allocati in capo appunto alla dimensione sovranazionale. Pensiamo solo a quanto accaduto dal Fiscal Compact in avanti, e questo ci fa capire quale sia la criticità del contesto in cui ci muoviamo. Un contesto in cui spetta quindi al legislatore fare in modo che questi diritti siano economicamente sostenibili, tenendo presente quali punti di riferimento. Sicuramente il principio dell'equilibrio di bilancio, tenendo presente però anche che l'equilibrio finanziario non è fine a se stesso, ma è funzionale all'esistenza stessa e al buon funzionamento dello Stato, e quindi alla sostenibilità dello stesso sistema di protezione sociale, tenendo poi anche presente che in situazioni di crisi gli strumenti a cui si può ricorrere sono essenzialmente due: la fiscalità generale, che grava hic et nunc sulla generalità per l'appunto dei contribuenti, oppure sull'indebitamento. Ma indebitamento significa spostare in avanti, cioè a carico delle generazioni future, degli oneri. Certo, le generazioni future potranno beneficiare di modelli consolidati di welfare grazie all'indebitamento di oggi, ma sicuramente verranno ridotta la possibilità di usufruire di quei diritti che hanno un impatto economico invece diretto. E soprattutto direi tenendo presente che il principio dell'equilibrio di bilancio, dell'equilibrio finanziario, non è altro che la punta dell'iceberg, alla base della quale stanno altri principi: responsabilità, solidarietà e sussidiarietà, che sono quelli su cui si regge lo Stato sociale e che sono quelli che servono per garantire quei diritti che appunto lo Stato sociale intende tutelare. Quindi io penso che momenti di riflessione e di confronto come questi siano davvero preziosi, anche in un'ottica di ausilio di quella che dovrà essere l'attività del legislatore, che, come scriveva tra l'altro ieri Marina, dovrebbe
probabilmente guardare un po' al di fuori dello stretto perimetro della materia di cui si tratta e coinvolgere anche politiche pubbliche in altri settori che sono parimenti coessenziali per la tenuta del sistema complessivo. Pensiamo ai giovani, pensiamo alle donne, pensiamo agli anziani. Quindi a mia volta ringrazio ancora gli illustri relatori per aver voluto aderire a questo interessante momento di confronto, gli organizzatori tutti presenti, e auguro a tutti un buon lavoro. Ecco, passiamo ora ai saluti del Presidente del Consiglio nazionale, il dottor Rosario De Luca, collegato con noi da remoto. Buongiorno a tutti. Scusate l'assenza di questo metodo di collegamento, ma questo convegno ha coinciso con un incontro fra dirigenti nazionali, siamo circa 300, e parlavamo non esattamente di sistema pensionistico, ma parliamo sempre di lavoro e comunque di tutte situazioni che poi vanno a sfociare lì. Giusto per salutare i colleghi, ringraziare il presidente Re, ma anche i due presidenti Meneguzzi e Geller dell'ANCL e dell'Associazione Giovani. Permetterete un saluto anche a Mauro Saviano, il direttore regionale dell'INPS. Un caro saluto e un bocca al lupo ai relatori, fra cui Antonello Orlando, che noto previdenzialista della nostra categoria. A me piace definirlo il più bravo, poi spero non si offenda nessuno. Voglio farvi qualche considerazione prima di un po' di scenario su quello che stiamo vivendo, ma poi anche brevemente, ovviamente, perché non voglio voglio togliere spazio al tempo dei lavori, ma di scenario perché noi stiamo vivendo un momento di attesa come mondo del lavoro, perché aspettiamo questi provvedimenti che dovrebbero arrivare da qui a poco, sia come in materia di politica attiva, in materia anche di semplificazione. Ci sono tutte attività che poi vanno a impattare sulla nostra professione, e particolarmente le semplificazioni sono state oggetto di un documento che il Consiglio nazionale ha presentato dopo aver raccolto le istanze, le proposte, le idee da tutta Italia, sia dai consigli provinciali ma anche da singoli iscritti, da giovani, da chiunque aveva e ha avuto voglia di collaborare a questo grande progetto di categoria. Alla fine sono uscite fuori 54, ma che non sono ovviamente tutte gli interventi che è possibile fare. Sicuramente sono quelli che è possibile fare a costo zero e in tempi immediati. Inutile dirvi che la numero uno che ho gettonato è stato il decreto trasparenza, ma penso di sfondare una porta aperta, devo dire, rispetto all'obbrobrio che abbiamo dovuto vivere l'anno scorso ad agosto. E quindi questo crea questo clima di attesa, ma di piacevole attesa, perché sappiamo che comunque verranno fuori delle novità normative che renderanno, come dire, la burocrazia meno asfissiante per le aziende e per i lavoratori. E io credo che in un sistema evoluto questo debba essere tenuto in considerazione, considerato che i costi e gli oneri burocratici sono certamente una delle componenti negative più grosse per le aziende. Vado brevemente a fare una riflessione anche sul futuro del sistema pensionistico. Io credo che non si possa omettere, parlando di questo tema, di dare un'occhiata al quadro dello scenario demografico, che ritengo sia il punto di partenza per poter in qualche modo pianificare, visto che si tratta della fonte di alimentazione del sistema pensionistico stesso. Quindi dare un'occhiata ai numeri, considerato che il quadro attuale ci restituisce una potenziale crisi, noi abbiamo una riduzione
questo aumento della popolazione residente e anche conseguentemente un invecchiamento. È chiaro che si prevede una decrescita della popolazione dai 52 milioni dello scorso anno fino ai 45 milioni del 2070. Se questi sono i numeri, è chiaro che c'è da farsi qualche domanda che è preliminare a quale futuro del sistema pensionistico. Dobbiamo annotare, perché siamo sempre positivi, ottimisti e quindi per le cose belle, che c'è in questo periodo una sorta di inversione di tendenza rispetto alla fecondità, rispetto alla natalità. Questo ci dà un filo di speranza. E per questo quando si pongono queste domande, anche perché siamo conoscitori della norma, delle modalità di normare, è premesso che non mi sento un grande fautore degli interventi tampone, degli interventi spot che in ogni finanziaria sono compresi, è evidente che per poter parlare di una riforma e quale sia possibile, non c'è dubbio che bisogna sempre fare i conti con il MEF, con la disponibilità di risorse, perché è da quello che poi alla fine scaturiscono anche la sostenibilità delle riforme stesse. Quindi sicuramente scenario demografico e anche disponibilità del bilancio dello Stato per poter intervenire in maniera efficace. Io non voglio rubarvi oltre, vi ringrazio, sono molto contento di aver partecipato in questo modo virtuale, avremo presto occasione di incontro con i dirigenti per scambiare altre idee e altre considerazioni, considerato che sono peraltro tutti quanti persone con cui ci lega un rapporto di amicizia molto lungo nel tempo. Vi lascio agli altri interventi e ai relatori e vi auguro un buonissimo pomeriggio. Per i saluti istituzionali proseguiamo ora con i saluti da parte del dottor Roberto Re, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine. Buon pomeriggio a tutti. Cerco di essere rapido ed evitare ripetizioni, perché alla fine il ruolo dei saluti è questo. In ogni caso sono estremamente soddisfatto della vostra presenza e della vostra partecipazione, che è varia, perché appunto trovo molti colleghi da tutta la regione, gli studenti, e per questo evento che effettivamente è di alto spessore, visti i relatori che partecipano oggi. Devo ringraziare l'Università di Udine, il Rettore, la Direttrice di Dipartimento e le docenti dell'Università perché rendono appunto possibile l'evento di oggi, ma perché questa collaborazione ormai ci consente di proporre a distanza circa di un anno eventi sempre di assoluto interesse per noi consulenti del lavoro. La materia di oggi ci vede interessati assolutamente in prima persona, perché noi operatori del diritto del lavoro abbiamo necessità, nell'applicare le regole, le norme che vengono stabilite, anche di avere una visione sulla previdenza sociale che sia il più possibile approfondita e completa, perché è una materia complessa, una materia che si evolve e quindi necessita sicuramente di un approfondimento. Che altro dire? Sono felice veramente di quanti di oggi hanno voluto partecipare a questa iniziativa, che ci dà la forza e la volontà di continuare su questa strada, su questa collaborazione e nel proporre sempre delle conferenze come quella di oggi di questo livello. Vi saluto e vi ringrazio.
Per i saluti passo ora la parola al dottor Alessandro Meneguzzi, presidente ANCL di Udine. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Nel ringraziare coloro che hanno reso possibile questo evento di oggi, nello specifico i relatori, Laboratorio Lavoro e la coordinatrice della giornata, vorrei ricordare che quest'anno si celebrano i 70 anni del nostro sindacato unitario. Correva infatti l'anno 1953 quando il nostro sindacato venne fondato a Milano con il nome Associazione dei Consulenti in Materia di Lavoro e Previdenza Sociale. Lo statuto venne redatto da Cesare Orsini, da cui il nome del centro studi dell'ANCL, aiutato dal capo dell'Ispettorato del Lavoro. Questo a significare che ci furono anche dei pubblici funzionari che lavoravano per l'affermazione della nostra categoria. Qualche anno più tardi il Consiglio nazionale modificò la dizione associativa in ANCL, Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, e da allora, passando per la fondamentale legge 12 del 79, si lavora costantemente per l'affermazione di una professione che oggi è in grado di sedere a un tavolo prestigioso come questo, è chiamata a dare un'opinione nei corsi di laurea accademici in avvio e alla sua più apprezzata rappresentante al vertice del Ministero del Lavoro. Mi rivolgo poi agli studenti presenti. Non ci sono molte altre professioni con una tale unità di categoria ed un ruolo sociale così trasversale, ruolo che vi invito chiaramente a approfondire. E questo convegno ne è un meraviglioso esempio. Grazie. Passo ora la parola alla dottoressa Elena Geller, presidente dell'Associazione Giovani Consulenti del Lavoro, provincia di Udine. Buon pomeriggio a tutti, mi ritengo molto fortunata ed onorata ad essere qui oggi e ringrazio veramente l'Università, il Consiglio Provinciale e l'ANCL per averci dato la possibilità come Associazione Giovani di partecipare all'organizzazione di un evento di questo spessore. Come è già stato detto, i temi affrontati oggi sono temi assolutamente delicati, ma molto molto importanti. Voglio rivolgermi soprattutto ai giovani consulenti che sono qui presenti, ai giovani che saranno futuri colleghi, che hanno già iniziato il loro percorso di avvicinamento alla professione, ma anche agli studenti, nella speranza che questo sia solo uno dei momenti in cui possono venire a conoscenza della figura del consulente del lavoro. È stato proprio in un convegno organizzato dall'università, durante il quale ho conosciuto la nostra professione e da lì mi sono avvicinata e ho avuto la possibilità di essere qui oggi. Mi rivolgo a loro pensando anche a tutti quelli che sono gli aspetti della previdenza. Il tema della previdenza è sicuramente una di quelle tematiche che rivestono oggi hanno un peso molto importante oggi in quelle che sono le attività che possono essere svolte dai consulenti del lavoro e ritengo che lo saranno, sempre di più. Mi rivolgo poi a tutti i giovani, quindi colleghi e non colleghi, dicendovi semplicemente che non è mai troppo presto per iniziare a pensare al proprio futuro e alla propria previdenza. Vi ringrazio davvero tutti quanti e buon convegno. Per i saluti passo ora la parola alla professoressa Brollo, che è responsabile scientifica del Laboratorio Lavoro dell'Università di Udine, nonché docente di diritto del lavoro. Grazie. Ed è proprio in questo ruolo che approfitto di questa occasione per raccontare cosa facciamo come Laboratorio Lavoro. Allora, innanzitutto siamo un contenitore di didattica, difatti qua dentro ci sono anche i nostri studenti dei 3 livelli della laurea triennale, magistrale e i dottorandi di ricerca, e ai quali, come dicono gli economisti, con una spinta gentile abbiamo consigliato di partecipare a questo evento e loro con grande interesse stanno partecipando. Poi questo è un evento di quella cosa nuova che stiamo facendo, che è la terza missione, cioè rapporti con il territorio, con gli ordini professionali, quindi una cosa importante per noi. Infine, diciamocelo, è il nostro mestiere, è un contenitore di ricerca e oggi come ricerca stiamo presentando un evento collegato a un progetto di ricerca di interesse nazionale e il magnifico rettore ha ben presente quanto sia difficile vincere questi progetti, e questo
progetto si chiama Livable ed è coordinato dalla professoressa Filì e coordina 4 atenei, non solo Udine, ma anche Modena, Reggio Emilia, Bari e Macerata. È un progetto che ha un'idea molto semplice ma rivoluzionaria, l'idea che la centralità del lavoro dignitoso e quindi poi a ricaduta delle pensioni eque e dignitose sia uno strumento prezioso per lo sviluppo sostenibile. Quindi la parola chiave di questi nostri incontri è la sostenibilità. E noi lo vogliamo fare in un concetto inter e multidisciplinare, per questo poi le conclusioni saranno a più voci, non solo la voce del diritto, perché sono dei temi che si basano su 3 pilastri: il diritto, l'economia e, come già abbiamo capito, la demografia. Ecco, e nell'ottica sempre interdisciplinare voglio segnalare che il nostro Ateneo si occupa anche di un importante progetto di invecchiamento attivo, Alt-Freitli, peraltro nell'ambito del quale sempre la professoressa Filì ha curato un prezioso volume che è disponibile in open access che si intitola Quale sostenibilità per la longevità. Quindi stiamo parlando di invecchiamento attivo. Non solo, ma tutti questi temi sostenibilità portano un'altra parola chiave, l'inclusione, a partire dalla parità di genere, l'inclusione dei generi. E qui devo dire, permettetemi, sono orgogliosa di vedere che in questo tavolo ci sono 2 nostre laureate, la dottoressa Geller e la dottoressa Cimarosti, quindi siamo molto soddisfatte di vederle già nei tavoli di presentazione di queste iniziative. Non solo, ma sul tema dell'inclusione segnalo anche che come Laboratorio Lavoro abbiamo attivato il primo portale italiano di diritto antidiscriminatorio. Si chiama Equal ed è uno strumento molto prezioso ed è coordinato dalla professoressa Anna Zilli. Cosa significa per noi avere la professoressa Fornero qui a Udine? Significa avere con noi la coraggiosa madre di una riforma impopolare, quella di cui abbiamo già parlato, sulle pensioni del 2011, ma per noi lavoriste significa anche avere una madre progressista, una madre che già nella riforma che per noi lavoriste è quella del lavoro, cioè quella del mercato del lavoro, la legge 92 del 2012, quella riforma che ha dato vita già 10 anni fa ai cosiddetti congedi di paternità, allora una misura soltanto simbolica, un giorno, 10 anni dopo già 2 giorni. Insomma, piano piano, un giorno all'anno ci arriveremo a costruire una norma sostenibile. Diciamo che per ora, ho guardato i dati, soltanto la metà dei padri utilizzano questa misura, anche se sarebbe obbligatoria, ma non è molto usata, specie dai padri precari, quindi di quelli che avranno problemi poi per la pensione. E mi piace ricordare che Pordenone è una delle province che più utilizzano questi congedi di paternità, quindi abbiamo questo orgoglio nazionale. Infine è anche la madre riformista, quella che ha guardato oltre quello che si poteva fare in quel momento, e in particolare penso alla riforma sulla partecipazione che c'era nella legge 92 del 2012, che poi purtroppo si è arenata, ma che noi come progetto di ricerca vogliamo riprendere e rilanciare, perché un altro PRIN da me coordinato si intitola Inspire ed è proprio dedicato alla inclusione partecipata. Lo ha già tenuto a battesimo il professor Treu, nelle prossime iniziative la vorremmo come madrina. E con questo ripasso la parola alla dottoressa Cimarosti e buona prosecuzione dei lavori. Passo ora la parola al dottor Mauro Saviano, da poco direttore regionale INPS Friuli Venezia Giulia. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente chi mi ospita con molto piacere, ringrazio l'Università degli Studi di Udine, ringrazio l'Ordine dei Consulenti per l'ospitalità. Il Rettore in premessa di questo incontro diceva che quando si parla di previdenza si parla di futuro. Ecco, io direi che, lo vediamo anche con un po' di dati, che noi quando parliamo di INPS, quando parliamo di previdenza, non parliamo solo di futuro, ma parliamo anche di presente e parliamo anche di passato.
perché per arrivare a ottenere una pensione e quindi il sostegno, un reddito all'interno di una società, naturalmente è necessario compiere un percorso nell'arco di una vita, un percorso che consente poi a un momento determinato della propria storia di vita di accedere alla pensione. Vediamo i numeri molto velocemente che ci sono stati in Friuli Venezia Giulia di pensioni. Nel 2022 abbiamo liquidato 17.337 pensioni. Per le pensioni per genere vedete che sono molto superiori le pensioni liquidate agli uomini rispetto a quelle che sono le pensioni liquidate alle donne, e tra l'altro cambia anche la composizione strutturale all'interno del sistema pensionistico tra uomo e donna, perché le donne sono titolari per circa il 60% di pensioni di reversibilità. Quindi la cosa, diciamo, peculiare è che ben conosciamo, è che la gran parte del sostentamento pensionistico delle donne è determinato da una pensione di reversibilità in moltissimi casi. E tutto questo ci fa capire come il sistema previdenziale italiano è in realtà un sistema che si pone come un osservatorio privilegiato per capire quelli che sono i fenomeni sociologici all'interno di una comunità. Esistono, è uscito nell'Osservatorio nazionale delle discriminazioni di genere che fanno sì che l'accesso a determinate tipologie di lavoro sia molto più difficile per una donna rispetto a un uomo. Esistono misure retributive differenti tra uomo e donna a parità di ruolo. Tutte queste differenze che si scontano nell'arco di una vita lavorative poi emergono in maniera significativa anche nella fase, diciamo, nell'ultimo tratto della vita delle persone, che è appunto quello della pensione, dove poi la misura della pensione è nelle donne più discontinuo. Le donne accedono, diciamo, alle pensioni di vecchiaia più che alle pensioni anticipate di anzianità, perché hanno meno contributi e hanno importi di pensione nettamente più bassi rispetto a quelle che sono gli uomini. Continuando poi diciamo nell'illustrazione delle slide molto velocemente, mi piace farvi vedere quello che è successo dopo la pandemia, vado avanti, e in cui sostanzialmente qui, se mettiamo in combinato disposto con il reddito e la pensione di cittadinanza, vedrete che le persone che hanno in qualche modo avuto dei momenti di difficoltà successivamente alla pandemia e quindi alla ripresa dell'attività lavorativa hanno cercato sostanzialmente un approdo di tipo reddituale attraverso misure assistenziali. Quindi vedete come nel 2022 nel Friuli Venezia Giulia sono state liquidate 14.520 prestazioni di reddito e pensione di cittadinanza. Questo mi piace dire all'interno della facoltà di giurisprudenza, è che l'INPS, l'istituto, la previdenza non è solo diritto e non è solo diritti, ma è la capacità di intercettare anche quei bisogni di cittadini che si pongono in una condizione di marginalità, di fragilità, di disagio, e che in qualche modo vengono supportati dal sistema previdenziale, dal sistema di welfare. Abbiamo in sala la professoressa Fornero, che ha modificato profondamente l'ossatura, la struttura del sistema di welfare nella parte relativa alle pensioni, ma bisogna che diciamo anche i non addetti ai lavori comprendano che il sistema di welfare è un sistema molto più composito, che si divide in due parti. Una parte è quella della previdenza legata ai contributi e una parte è quella dell'assistenza, che invece intercetta
persone che vivono una situazione di disagio, una situazione di sofferenza, una situazione di bisogno e che quindi non hanno prestazioni legate necessariamente al mondo contributivo, ma hanno dei diritti a volte espressi, a volte inespressi, che il legislatore, che le istituzioni pubbliche, che l'INPS mira ad intercettare. Da questo punto di vista, e vado a concludere, l'INPS si è spostata moltissimo sulla possibilità di vivere attraverso sistemi di intelligenza artificiale, di automazione, quindi in maniera molto rapida, molto veloce, quelle che sono le situazioni contributive pulite che generano poi la necessità di la liquidazione di una pensione, per chi sostanzialmente vive un percorso pulito di carriera professionale e via discorrendo. Ma l'ottica nell'ultimo periodo, supportata ovviamente dal legislatore, assieme al presidente Tridico naturalmente, è stata proprio quella di andare a intercettare le necessità di persone che vivono ai margini della società in condizioni di fragilità, in condizioni di disagio. Questo si è visto in maniera fortissima con la pandemia, dove abbiamo erogato indennità di disoccupazione, questo è ovviamente solo il figlio di Venezia Giulia, 33.147, guardate nel 2020 35.039, ma se guardate la cassa integrazione, noi abbiamo nel solo Friuli Venezia Giulia liquidato nell'anno 2020 circa 70 milioni di ore di cassa integrazione ad aziende, territorio, cittadini che in quel momento cercavano nelle istituzioni pubbliche, nell'INPS, un approdo per avere un reddito che gli consentisse di vivere in maniera dignitosa la quotidianità. Da questo punto di vista l'incontro con i consulenti del lavoro, io ricambio i saluti affettuosi al Presidente De Luca, che ha fatto parte anche del Consiglio di amministrazione dell'INPS, ma al dottor Re, a tutti i consulenti del lavoro in Italia, hanno consentito l'implementazione dei conti assicurativi dei cittadini italiani e la sostenibilità del sistema assistenziale e previdenziale in anni che per la storia del Paese sono stati davvero drammatici. Io vi ringrazio e auguro un buon proseguimento dei lavori. Bene, procediamo ora con un cambio tavolo per passare alle due relazioni di quest'oggi. La prima relazione sarà quella della professoressa Elsa Maria Fornero, che inizierà a parlarci di: esiste una giusta ricetta per le riforme pensionistiche? Diciamo che è un onore oggi avere la possibilità di discutere di questo tema, proprio come diceva in apertura la professoressa Brollo, con colei che è stata la madre di quella che è l'attuale riforma delle pensioni. Ricordo brevemente che la professoressa è onoraria di economia politica presso il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell'Università di Torino, in cui appunto ha ricoperto la cattedra di economia politica fino al 31 ottobre 2018. Tra i diversi ruoli che ricopre è coordinatore scientifico del CERP, membro del comitato di ricerca dell'International Network of Financial Education, dell'OCSE, e fa parte del comitato scientifico della Global Financial Literacy Excellence Center di Washington. Tra i vari altri ruoli che ha ricoperto, nel 2021 è stata nominata membro del Consiglio di indirizzo per la politica economica del governo Draghi. Come sappiamo, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 ha fatto parte del governo guidato da Mario Monti, nel quale ha ricoperto il ruolo di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche con la delega alle pari opportunità.
Per quanto riguarda le sue aree di ricerca, le principali tematiche sono il risparmio delle famiglie, il sistema di welfare, l'invecchiamento della popolazione, i sistemi previdenziali e le riforme, e altre delle posizioni passate che ha ricoperto, viste anche le tematiche di questi giorni, ha ricoperto anche l'attività di esperto indipendente per la Banca Mondiale con l'incarico di valutare il ruolo di supporto svolto dalla banca, ad esempio nell'attuazione della riforma previdenziale in Russia. Brevemente, prima di passarle la parola, ricordo solamente che, come è emerso più volte anche in questi giorni di dibattito su un tema così caldo, la materia delle pensioni si intreccia necessariamente con molte altre tematiche e anche di tipo eterogeneo, quali appunto quelle che possono essere le politiche per la famiglia, l'istruzione, l'immigrazione, la formazione professionale, che non dobbiamo dimenticare quanto fa parte importante per i lavoratori. E per questo diciamo che un legislatore che ad oggi deve porre in essere una riforma previdenziale deve tenere conto di tutte queste materie per realizzare di fatto quello che ci richiede l'articolo 3 della Costituzione, quindi l'eguaglianza sostanziale il più possibile. Passo ora la parola alla professoressa. Grazie, io preferisco stare in piedi perché vi vedo meglio. Ringrazio per l'invito, dovrei fare un lungo elenco di ringraziamenti, ma essendo da un lato Sabauda, dall'altra magari il pubblico ne ha sentiti già tanti di ringraziamenti, quindi io parto dal Rettore e comprendo con questo ringraziamento collettivo tutti quelli che mi hanno invitato, quelli che hanno parlato prima di me, e anche per le parole gentili che sono state dette. Sono contenta di essere qui a Udine, non è la prima volta, devo dire che dico spesso una cosa che forse vi sembrerà strana, ma il nord-est è la parte d'Italia che mi invita di più. È vero? È un paradosso, decidetelo voi, ma mi invitano. Qualche volta mi invitano anche poi per magari accogliermi non proprio a braccia aperte, ma c'è in questa parte d'Italia un dinamismo, anche vorrei dire una partecipazione proprio al dibattito pubblico che forse altre parti del paese non esprimono, quindi è un dinamismo che io credo abbia molta positività e che si intreccia molto con un'imprenditoria diffusa che c'è e che forse spiega il fatto che questa parte del paese forse se l'è cavata meglio di altre in questo periodo che ha avuto diversi shock, diverse crisi prolungate. Noi adesso non ricordiamo più, ma quella che è stata chiamata la grande recessione, quella è stata una crisi profonda di tutto il sistema positivo, del sistema di lavoro, ed era stata preceduta da una crisi finanziaria, poi è stata seguita da altre piccoli tonfi e poi è arrivato il grande Covid, misterioso ma malefico Covid, e poi arriva la crisi dopo la pandemia, arriva la crisi bellica, l'aggressione della Russia all'Ucraina, la crisi energetica. Sembra che noi in questo periodo non facciamo in tempo a provare a risolvere una crisi che ne arriva un'altra, e quando per l'appunto insieme non producono gli stessi risultati, e quindi devi essere allerta su 360 gradi. E non sembra neanche finito, perché voi avete visto avvisaglie in questi giorni di una crisi finanziaria di nuovo, speriamo di no, però qualche accenno c'è stato. E allora io vi auguro di continuare ad avere questo dinamismo e questa partecipazione, perché credo che sia molto bello. Allora vi chiedo anche di fare un viaggio piccolo oggi con me, perché vedete, io, è vero, voi magari mi vedete in televisione e mi chiedono di andare, io
ogni volta dico, ma non possiamo mettere un po' di contenuti pedagogici? Hai voglia di mettere contenuti pedagogici in televisione? Loro, quando spesso ti dicono, mi raccomando una battuta, al che io magari prima dico no, se vuole una battuta non la chieda a me. Con una battuta non si risolve niente, si confonde il quadro. Quindi io oggi non farò una serie di battute, ma rispetto proprio anche ai dibattiti televisivi, l'abitudine, forse per inevitabile mancanza di tempo, ma l'abitudine è quello di prendere un problema, magari riferito a poche persone, non che per quelle persone il problema sia piccolo, però si guarda quel problema e si ignora il resto. Poi magari un'ora dopo, mezz'ora dopo o il giorno dopo si prende un altro problema e si dice ma ecco questo si può risolvere, e non si nota una cosa che invece uno sguardo più ampio permette di vedere. Non si nota che i due problemi, i tre problemi hanno delle interrelazioni complesse, per cui se vai dritta a cercare di risolvere il primo, magari aggravi il secondo. Questa è la complessità dei problemi che oggi è pervasiva. Oggi noi abbiamo soltanto, ahimè, problemi complessi. I politici vogliono soluzioni immediate e semplici da fornire, da offrire ai cittadini, e i cittadini a loro volta diventano impazienti. Però le soluzioni tranchant che tagliano molta parte dei problemi e delle interrelazioni sono difficili e non sempre sono efficaci. Volevo dire che vi faccio un discorso un po' generale che sta alla base di ciò che chiamiamo equilibrio di un sistema pensionistico. Allora io voglio portarvi un po' a fare questo viaggio, vi chiedo un briciolo di pazienza. Comincio con una cosa che è stata variamente citata prima e che riguarda il corso della vita delle persone, quello che l'unico premio Nobel in economia italiano, Franco Modigliani, ha descritto in questo grafico, che è una semplificazione che lui ha adottato nella sua Nobel Lecture, quindi è quello che ha enunciato in occasione della consegna del premio a Stoccolma. E questo che cos'è questo grafico? È la vita di una persona molto semplificata, perché Franco Modigliani a che cosa era interessato? Era interessato a capire il risparmio delle persone, perché si forma, come si forma, e a capire la relazione tra il risparmio e quella che noi abbiamo chiamato oggi previdenza. E quindi Franco Modigliani ha detto una cosa che tutti sappiamo, però voi sapete che le grandi intuizioni spesso partono da osservazioni molto semplici, e questo ci descrive, voi vedete sull'asse orizzontale, immaginate di vedere la vita di una persona che scorre. Lì la vita della persona comincia dall'età adulta, quindi Franco Modigliani non si è preoccupato di dire ma cosa succede fino a 20 anni, 22, 23. Quando ha scritto questo lui era già in America, perché la famiglia era andata in America ai tempi del primo, manifestazione del fascismo in Italia, quindi era già in America e aveva in mente la società americana. Quindi tutto quello che viene prima del lavoro, dell'età adulta, Franco Modigliani lo ignora. Tenetelo presente, perché invece è oggi diventato fondamentale per spiegare anche la necessità di riformare il welfare e per andare incontro a quelle che oggi sono le necessarie politiche, chiamiamole, verso un po' di giustizia distributiva, perché le grandi ingiustizie cominciano nella prima fase della vita, e se noi pensiamo di aggiustarle partendo solo dalla fase finale, sbagliamo obiettivo. Quindi manca quella parte. Ma Franco Modigliani ha detto com'è se vogliamo stilizzare la vita di una persona. La vita di una persona per lui era un maschio. Erano gli anni 50 e anche in America le donne lavoravano
partecipavano al mercato del lavoro in misura molto inferiore. E infatti c'era il maschio breadwinner, quello che porta a casa il reddito perché si possa comprare la pagnotta, quello che guadagna il pane nella famiglia. Allora lui dice: c'è una vita di lavoro, e nella vita di lavoro, vedete la parte in giallo, vedete che c'è un reddito. Lui, per semplificare, dice: facciamo finta che sia costante. Costante in termini reali vuol dire come possibilità di acquisto, non è un'ipotesi molto strana. E lui ha detto: cosa succede in questa vita stilizzata? Va bene, le persone lavorano, hanno un reddito, ma queste persone sanno che avranno verosimilmente un'età anziana nella quale non lavoreranno più. Allora le persone cosa devono fare? Devono risparmiare, quindi la linea più bassa, sempre orizzontale, è il consumo. È il consumo delle persone. Alle persone piace più o meno consumare in maniera più in generale crescente, ma noi consideriamo che sia abbastanza piatta. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che durante il periodo di lavoro il tuo reddito è più alto del tuo consumo, c'è la fascia gialla, ogni anno si risparmia qualcosa, e quello è il risparmio per l'età anziana, è la previdenza. Allora, cosa succede? C'è una terza variabile. E la ricchezza delle famiglie: all'inizio non c'è niente, poi ogni anno si risparmia, la ricchezza aumenta e si arriva a un momento in cui si va in pensione, che qui vuol dire ritirarsi dal lavoro, e si consuma, lo vedete, si consuma in questa parte senza più avere un reddito. E cosa si consuma? Si consuma la ricchezza accumulata in precedenza. Quello vuol dire due cose che sono molto importanti, perché voi direte: un modello così semplice e prende il premio Nobel. Dietro c'è molto, sapete. E poi non solo, ma questo è uno di quegli articoli che si chiamano seminali, cioè ha dato luogo a un filone di ricerca molto ricco, si chiama teoria del ciclo di vita, e che ha molte anche implicazioni per il sistema pensionistico. Allora, qui vedete, questa è la parte di consumo. Da lì in poi la ricchezza scende. Siccome Franco Modigliani in questa semplificazione ha anche immaginato che tutto sia certo, è certo il reddito, è certo il consumo, è certa la durata della vita, questo tizio qui rappresentato finisce con zero ricchezza, perché poi Franco Modigliani, quando gli si parlava di risparmio per i figli, si arrabbiava, perché diceva che quello riguarda solo i ricchi, che in realtà le famiglie non risparmiano per i figli, risparmiano solo i ricchi, hanno un risparmio per quello, altrimenti il risparmio si fa per l'età anziana. Questo è sostanzialmente quello che tutti noi facciamo, con grandi complicazioni. E infatti neppure un paese come gli Stati Uniti, che sono un paese che tutto sommato approva l'iniziativa privata, dice alle persone: pensateci voi, approva il mercato, però anche negli Stati Uniti il sistema previdenziale è pubblico. Allora, cosa c'è che non compare qui? C'è un grande elemento che è il rischio, l'incertezza. Noi abbiamo una vita piena di rischi e di incertezze. E allora questo è il punto, cioè chi si occupa di questi rischi? Quando parliamo di assicurazione, quando parliamo di welfare, facciamo questo perché cerchiamo di capire quali sono i rischi che le persone corrono e vediamo in che modo andare incontro a questi rischi, cercando di farlo in maniera anche efficiente, anche quando è fatto in maniera pubblica. E allora quello che vediamo è che quello che chiamiamo genericamente assicurazione, che poi ha preso il nome di welfare, può avvenire in famiglia. La famiglia è il primo ambito di divisione dei rischi. Le donne che corrono, soprattutto quando non partecipano, molti più rischi di un uomo, venivano sposate,
anche proprio per assicurare loro un tetto, una possibilità di una vita più o meno discreta. Infatti si diceva: trovati un buon marito, un buon partito, qualcuno che ti protegga, ti assicuri. La famiglia è il primo ambito di assicurazione e quindi oggi noi abbiamo anche una crisi delle famiglie e questo ha delle implicazioni, perché alcuni rischi, soprattutto sulle donne, bisogna trasferirli allo Stato. Poi c'è il settore privato, dove assicuriamo. Qui siamo vicini alle generali e quindi uno dice: vabbè, ma compriamo le assicurazioni da chi le vende, cioè le grandi compagnie di assicurazioni. Verissimo, ma c'è un problema, che il mercato assicurativo è, questo non sto adesso a entrare, ma è imperfetto, cioè certi rischi non li copre, scusatemi. Provate ad andare dalle generali e voi giovani e andare a dire: io voglio un'assicurazione contro il rischio di disoccupazione. E i generali vi dicono: mi spiace, ma non te lo vendo, non esiste una polizza contro il rischio di disoccupazione, però per voi è un rischio importante nella vita e quindi bisogna che qualcuno ci pensi. E quindi il mercato, va bene, esiste, bisogna considerarlo, ma è incompleto, certi rischi proprio non li copre, e anche imperfetto. Imperfetto vuol dire che o vende a caro prezzo oppure esclude qualcuno, perché anche lì c'è un rischio di esclusione di certe categorie che sono più esposte e così via. Abbiamo la comunità, ne abbiamo parlato prima, qualcuno ha fatto riferimento al fatto che oltre la famiglia c'è una comunità e guardate che l'origine delle cooperative rispondeva esattamente a questa condivisione del rischio tra categorie che potevano essere esposte. Il primo era: se muore il padre, chi è che si occupa della vedova e dei bambini? E quindi gli operai si mettevano insieme per assicurarsi al loro interno in maniera cooperativa contro il rischio che si perdesse la vita magari nel lavoro, cosa che succedeva purtroppo anche allora spesso. Però rimane un'area che non è coperta, non solo. Rimane il fatto che magari le persone, pensateci, soprattutto rispetto alla previdenza, le persone non è che hanno tutta questa lungimiranza. Qualcuno può dire: vabbè, ma poi nell'età anziana qualcuno ci penserà, non lo so, lo Stato non mi lascerà morire di fame. Allora lo Stato dice: no, ci penso io, ma anche togliendoti la libertà di decidere, perché la previdenza pubblica è obbligatoria. I ragazzi che arrivano sul mercato del lavoro e trovano un posto di lavoro non è che possono dire: lasciate stare la mia pensione, che io voglio comprarmi una polizza da un privato. No, perché lo Stato vi dice: tu lavori e hai un obbligo assicurativo, ce l'ha la tua impresa, ce l'hai tu se lavori come lavoratore autonomo, perché questo è una partecipazione a uno schema assicurativo, se vogliamo, si chiama di sicurezza sociale, non è di mercato, è sociale, e ricordiamoci questo aggettivo perché è ciò che dà anche molto senso, diciamo, di modernità a tutta la costruzione. Quindi non si è liberi, si è obbligati a partecipare con molti vincoli che sono quelli delle regole stabilite democraticamente da chi ci rappresenta in Parlamento. E allora questo signore è un signore che si chiama William Beveridge, che è considerato il padre del welfare in Europa. E lui scrisse, eravamo ancora in piena guerra, seconda guerra mondiale, e lui fu chiamato dal Parlamento, gli si chiese di fare un rapporto sulle condizioni sociali in Gran Bretagna, dove esisteva una povertà estrema che colpiva soprattutto i bambini, che spesso vivevano in case malsane, avevano malattie di tutti i tipi, crescevano gracili, e poi è diventato Lord dopo, prima non lo era,
Lord Beveridge ha fatto questo famoso rapporto, il rapporto Beveridge, che è la scrittura fondamentale di ciò che poi è nato, è stato definito il sistema di welfare europeo. E badate che questa è una costruzione europea, che poi altri paesi hanno copiato, cercato di copiare, ma è l'Europa che, quando si dice patria dei diritti, è l'Europa che ci ha dato questo, ed è fondamentale, che non vuol dire che sia nata perfetta e neanche che non debba mai essere riformata, perché le istituzioni cambiano, perché cambia il mondo e quindi anche il welfare deve adattarsi. Comunque è una delle, forse non si può neanche dire, ma sì, possiamo dire idee che hanno modellato il Novecento, questa, e la dobbiamo a questo signore. Qualcuno dice sì, ma era già nato in Germania con il cancelliere Bismarck, però il cancelliere Bismarck era molto più tranchant e aveva fatto una considerazione di dire, insomma, bisogna, per evitare che gli operai protestino troppo, gli diamo una pensione, ditemi in media a che età muoiono, e quindi lui stabilì l'età di pensionamento all'età della vita attesa, in modo che era molto assicurativo, era come se fosse il CEO di un'impresa di assicurazione, più che non un pensatore che cerca di innovare il sociale. Quindi io penso che noi dobbiamo un po' di gratitudine a William Beveridge. Allora, detto questo, abbiamo visto Modigliani e la base. Modigliani poi parlava, partendo da quella cosa lì, ha scritto molte cose sul sistema previdenziale, e voi lo ricorderete, era anche molto coinvolto nelle riforme italiane del sistema di welfare. Vi ricordate che a un certo punto Berlusconi voleva fare il comitato dei Nobel per la riforma delle pensioni, e Franco Modigliani spesso diceva, cito frasi sue, diceva: bisogna cambiare le pensioni di anzianità che sono un furto a danno dei lavoratori, espressione sua, ma era un premio Nobel, quindi poteva dirlo. Allora noi siamo con l'INPS e parliamo di sistema previdenziale pubblico. Nel sistema previdenziale pubblico la cosa che viene assicurata essenzialmente, perché poi, come ci ha detto, l'INPS ormai fa un insieme di compiti che è veramente molto vasto, e nel complesso oggi l'INPS è un istituto efficiente, quindi c'è il lavoro di molte persone dietro ovviamente, ma è efficiente. Però questo è il core business si direbbe. E cosa c'è qui? Il rischio di longevità l'abbiamo chiamato. Cioè, rispetto al grafico che avete visto prima, adesso ve lo do, c'è molta matematica dietro queste cose, però diamolo in maniera intuitiva. Rispetto al grafico che avete visto prima, dove la vita ha una durata certa, e quando uno arriva al pensionamento sa che ha una certa ricchezza e la deve distribuire su tutto il resto della vita per continuare a consumare. Adesso immaginate di non sapere, come capita, quando arrivate là all'età di pensionamento, non sapete se vivrete 20 anni, 30 anni, 32 o magari anche solo 5. Quindi il problema di uno che è lì e ha quella ricchezza, qual è? Si chiama il rischio di longevità, che sembra un paradosso. Il problema è dire, ma adesso se io consumo tanto e poi vivo a lungo, succede che mi trovo a un certo punto senza più niente perché ho consumato tanto, e invece la mia longevità è lunga e quindi mi trovo in un'età anziana senza più risorse. Posso anche sperare, si chiama il dilemma del samaritano, che ovviamente lo Stato vuole evitare di avere molte persone povere, perché non ci hanno pensato prima, dicendo tanto ci penserà lo Stato. Non è una cosa buona, perché pensarci lo Stato vuol dire che ci pensano gli altri, ovviamente appartenenti alla collettività. Ma in ogni caso uno può dire, se io consumo tanto, rischio di trovarmi in vita senza più risorse. Se consumo poco, rischio di comprimere i miei consumi e quindi di rinunciare a qualcosa che mi dà soddisfazione, magari un viaggio, e poi morire con della ricchezza che neanche mi interessa lasciare a qualche erede.
Capite che c'è questa cosa? E la risposta è: ma guardate che esistono le rendite, guardate che esistono le pensioni. Quando arrivi là in cima alla fine della tua vita lavorativa con questa ricchezza pensionistica, esiste un modo che esiste da centinaia di anni, perché in Francia le tontine risalgono al 1600, più o meno erano delle pensioni, e i calcoli attuariali si facevano già anche allora sui registri parrocchiali, e comunque esiste la possibilità di prendere quella somma, poi dopo vediamo com'è, e dire: guarda, io te la trasformo in un reddito, come quando lavoravi, ogni mese ti arriva qualcosa, e dico che ti pago questo qualcosa fino a quando sei in vita. Magia, scompare l'effetto dell'incertezza, perché uno può morire dopo 5 anni o dopo 35, ma la pensione viene sempre pagata. È una grande, pensate, c'è una grande innovazione, perché quell'incertezza disturba, ci toglie qualche cosa, no? Magari ci toglie il sonno, non sapere se consumare di più o di meno, e invece adesso sappiamo che abbiamo una pensione. E quindi quello è la grande innovazione della pensione. E il fatto, vi ho detto prima, qualcuno può essere abbastanza miope, non pensare al futuro, allora arriva lo Stato e dice: ti assicuro io contro il rischio di longevità. Io dico che tutta la popolazione, quasi tutta, deve essere assicurata, ci mettiamo tutti insieme, così distribuiamo questo rischio, possiamo calcolare meglio la pensione che corrisponde a ogni età di pensionamento per ogni euro versato, e questa è la grande innovazione di un sistema pensionistico. Ed è possibile. Qui vi do una dimostrazione, ma molto breve, del rischio di longevità. Vedete la curva in basso, vedete che la curva di sopravvivenza, ecco, cominciamo quella, la curva di sopravvivenza scendeva molto, vuol dire che, come si vede dall'altra che è la curva di mortalità, la mortalità infantile era altissima. Adesso, per fortuna, la mortalità infantile nei paesi nostri è quasi zero, e questo è un grande, grandissimo progresso. Per questo che io dico: attenti che vi parlo del rischio di longevità, ma qui dovremmo parlare di un dividendo, perché oggi viviamo tutti più a lungo e complessivamente meglio, e questo è misura del progresso. Guardate che quando si parla dei problemi dell'invecchiamento sono veri e sono reali, ma non dobbiamo mai dimenticare che l'invecchiamento della popolazione è un frutto del progresso, non solo della medicina, ma anche del progresso economico, della convivenza, dell'ambiente. Nonostante ci siano tutti questi problemi del cambiamento climatico, è un risultato del progresso. Accanto a questo, guardate qui che c'è invece il tasso di fecondità, no? Vedete che oggi, non so, qualcuno ha detto che c'è un barlume di speranza, ma gli ultimi dati mostrano che è di nuovo sceso il tasso di fecondità, e la notizia è che l'Italia ha il più basso tasso di fecondità, uno tra i più bassi al mondo, e in Europa siamo al fondo della graduatoria. Anzi, per sintetizzare molte cose che cercherò adesso di riassumere, siccome alla base della sostenibilità del sistema pensionistico, ed è già stato detto, c'è la demografia, quello che possiamo dire è che noi in Europa, quanto a indicatori peggiori, come il tasso di fecondità molto basso, siamo i primi, e come indicatori migliori siamo gli ultimi. Cioè noi occupiamo il peggio, sul peggio le prime posizioni, sul meglio le ultime posizioni. Dal punto di vista demografico noi abbiamo un grandissimo problema. Voi direte: ma non importa perché siamo tanti nel mondo. Allora però dobbiamo metterci d'accordo con noi stessi e dire che per esempio facciamo un'altra politica di immigrazione. Se non vogliamo fare noi figli, dobbiamo essere disposti ad accettare quelli che arrivano in maniera diversa da quanto non facciamo. Non è che ci sono molti scappatoie. Vi posso solo dire, per fare breve su questo,
che al 2050 noi avremo circa 6 milioni di popolazione in meno. Questo è la diminuzione. È qui, adesso ve la faccio vedere dopo. 6 milioni di popolazione in meno, ma c'è qualcuno che ha calcolato, sono modelli di simulazione, quindi sono modelli che risentono molto delle ipotesi, ha calcolato che nel 2100, se le cose continuano così, noi saremo 40 milioni. Adesso siamo 60, quindi vuol dire una diminuzione non sostenibile e quindi qualcosa deve cambiare. Allora, vediamo, ecco, abbiamo detto le pensioni, il fatto che si possono calcolare, il fatto che sono diventate pubbliche in larga misura, poi c'è anche una componente privata, se volete poi ne parliamo un momento, ma oggi il grosso del sistema previdenziale in Europa, non solo da noi, perché è così in Germania, in Francia, anche in Gran Bretagna, in Spagna, eccetera, è pubblico ed è un sistema che adesso vedremo. Vedremo cominciando dalla parte del finanziamento. Nel grafico di prima voi avete visto che le persone risparmiano e poi godono i frutti di questo risparmio quando sono anziani. La prima lezione è che la pensione viene dal risparmio, non c'è dubbio. Su questo possiamo usare alchimie, ma se non si risparmia è difficile avere delle pensioni. Però si possono finanziare i sistemi previdenziali in due modi. Uno si chiama capitalizzazione finanziaria ed è come sono nati con la capitalizzazione finanziaria. Cosa vuol dire capitalizzazione finanziaria? Le persone si mettono insieme nelle cooperative, nelle organizzazioni, versano contributi, questi contributi cercano di metterli in attività finanziarie un po' sicure, non Bitcoin, cercano di metterli in attività finanziarie un po' sicure e poi quando l'evento si verifica, per esempio il pensionamento o anche un incidente sul lavoro per qualcuno, eccetera, eccetera, allora si attinge al fondo e si attua la prestazione. Questo è quello che si chiama capitalizzazione finanziaria. Non pensate che questa sia una cosa sicura, non lo è. Infatti, il passaggio dalla capitalizzazione alla ripartizione è storicamente avvenuto per un fatto molto semplice, perché a un certo punto lo Stato, che aveva già più o meno inglobato i vari regimi previdenziali, c'era prima quello del sistema pubblico, quello dell'esercito e dei pubblici dipendenti in generale, ha preso poi anche quelli privati, li ha messi insieme. A un certo punto si è accorto di una cosa, che non c'erano soldi abbastanza per pagare le prestazioni. E allora che cosa hanno detto con la finanziaria, quindi con la capitalizzazione? Non c'erano abbastanza risorse finanziarie. E allora cosa hanno detto? Hanno detto, ma noi siamo lo Stato. Noi abbiamo mica bisogno di fare quello che fanno le compagnie di assicurazione private, che prendono i soldi, li investono e poi alla fine del periodo dicono adesso ti pago la pensione. No, noi possiamo fare una cosa molto semplice, dire, siccome lo Stato ha una caratteristica, può avere nella sua programmazione orizzonte infinito, di lungo termine. Noi mortali no. Non possiamo avere un orizzonte infinito perché moriamo, ma lo Stato praticamente può vivere indefinitamente, ok? Quindi questo cosa vuol dire? Che lo Stato, invece di dire prendiamo i soldi e impieghiamoli, dice una cosa molto semplice. Sai cosa facciamo da oggi? Che prendiamo i soldi di voi che siete i lavoratori e anziché andare a investirli, li usiamo per pagare direttamente loro che sono già pensionati. E quindi prendiamo adesso, nell'anno, e li usiamo per dare a loro come prestazioni. E poi cosa succederà? Voi dite, già, ma noi paghiamo. E poi quando voi sarete là, ci saranno loro, che saranno i giovani arrivati a lavorare come voi, e quindi lo Stato dirà anche a loro, adesso tocca a te pagare.
e quello che pagherete voi servirà a pagare le loro pensioni che nel frattempo saranno passati di là. E ci saranno altri che devono arrivare che pagheranno i contributi per voi. Capite quello che vuol dire il patto tra generazioni rappresentato da questa forma di finanziamento che si chiama ripartizione? E capite qui quanto importante è la demografia? Perché adesso voi siete tanti lavoratori, loro sono abbastanza pochi pensionati, si possono pagare pensioni generose. Poi voi andate di là e siete già una coorte di pensionati più numerosi. Arrivano loro che sono già un po' meno. Allora si comincia a dire già, ma qui quelli riescono a pagare i contributi per mantenere le promesse fatte a voi? Allora cosa si fa? Si aumenta il tasso di contribuzione, si dice voi contribuite un po' di più perché dobbiamo pagare tutte le pensioni. Ma immaginate che quelli là sono ancora meno di voi e quindi quelli là faranno ancora più fatica di voi a pagare le pensioni per voi quando toccherà a loro. Quindi c'è questo patto e allora è questo che fa dire, e qui vedete queste sono delle piccole rappresentazioni per spiegare che cos'è un sistema, ma è quello che vuol dire che questo è un contratto tra generazioni. E guardate che solo lo Stato può firmare un contratto anche a nome delle generazioni future. Ed è per questo, e lo anticipo qui, che la storia dei diritti acquisiti qualche volta va messa un po' col punto interrogativo. Perché se qualcuno è tanto generoso e fa delle promesse tanto generose, magari perché vuole rendersi piacevole, poi loro devono mantenerle queste promesse. E loro però hanno una libertà, potranno essere obbligati a iscriversi al fondo all'INPS, però la libertà di andare all'estero ce l'hanno perché i confini non sono chiusi. E in effetti da noi molti giovani vanno via, perché non trovano occasioni qui e questo andare via porta via contributi che altrimenti sarebbero. E quindi quando uno dice il patto lo può firmare lo Stato e non lo può firmare una impresa di assicurazioni private, perché l'impresa di assicurazioni private non può prendere impegni per le prossime generazioni, lo Stato li prende. Però lo Stato deve fare attenzione agli equilibri tra le generazioni e non cercare di sbilanciarsi troppo a favore delle generazioni che sono oggi presenti. Capite che però voi siete sottili, quindi dice lei parla di Stato, ma lo Stato è rappresentato da istituzioni democratiche per fortuna che sono occupate da politici. E non sempre i politici hanno quella lungimiranza che noi diciamo lo Stato ha. Allora potreste dirmi, ma ci sono le regole costituzionali, noi scriviamo le regole del sistema pensionistico dentro la Costituzione. Nessun paese ha le regole previdenziali scritte nella Costituzione. Quindi sta alla lungimiranza dei politici che rappresentano il popolo nelle istituzioni quella di tutelare anche nel contratto le generazioni future. Però capite che alla base di tutto ci sono quelli che io ho chiamato i presidi di sostenibilità, perché a questo punto potete immaginare l'INPS come la casa comune, la casa che accoglie la generazione matura che lavora, la generazione anziana di pensionati, la generazione giovane che entrerà nel mercato del lavoro nel futuro. Questa è la compattezza e questa è la casa comune. Allora, immaginiamo i tre presidi quali sono: la demografia, l'economia e le regole. La demografia la conosciamo, adesso qualcosa vi dico, l'economia non vi ho ancora detto, le regole le stabilisce la politica. E quello che è importante è che le regole siano compatibili con gli altri pilastri che sono l'economia e la demografia, perché quelli non li decidono i politici, o almeno non in maniera molto limitata. Questa è l'Italia nel 71, sapete, si chiama piramide demografica, è fatta così. Se voi vedete quella
dei paesi africani è molto larga al fondo e si stringe anche più rapidamente. Questa è una piramide. Guardate come è già cambiata nel 2011, vedete quell'ingrossamento nelle fasce di età. Quelli sono i cosiddetti baby boomers, quelli nati, le coorti numerose, nate più o meno negli anni 50, inizio anni 60, che arrivano tutti al pensionamento e questi o sono già andate o stanno per arrivare, quindi è una massa. E questa è invece la popolazione nel 2060. Vedete che il restringimento, la base, vedete le generazioni giovani, cioè a noi mancheranno i giovani, mancheranno le persone in età di lavoro, se non facciamo qualcosa che anche grazie a una salute migliore porta le persone a lavorare più a lungo, perché è chiaro che se metti l'età di pensionamento bassa, tagli, come dire, la fascia di lavoro e ingrossi quella del pensionamento, e quindi vuol dire che gravi di più su quelli che pagano i contributi. Questo è l'andamento della popolazione. Vedete che noi da ormai 6 anni abbiamo cominciato la fase discendente e la nostra, vedete che il rosso è sopra e il blu è sotto, e la discrepanza che adesso sono circa 400.000, un po' più di 300.000 nei primi anni di diminuzione, una cifra, 300.000 abitanti per anno in meno, una cifra che va aumentando nel tempo. Ed è quello che si chiama il declino demografico del paese, o anche l'inverno demografico del paese, o anche la recessione demografica. Scegliete voi quello che vi piace di più. Questo solo per farvi vedere, si parlava prima di immigrazione. La Francia, di cui abbiamo parlato prima, ha una demografia molto diversa. La Francia continua a aumentare la popolazione, ma la Francia ha fatto una politica migratoria da decenni e ha fatto una politica per la famiglia da decenni. Quindi sia le donne autoctone sia le immigrate in Francia hanno tassi di fecondità che sono vicini, non lontani dal 2, sotto il 2, ma non lontani dal 2. E nel nostro caso vedete il tasso di fecondità delle madri italiane è quello in rosso, quello in verde è il tasso di fecondità delle madri straniere, ma siccome le madri italiane sono molto più numerose, la media è molto molto bassa e noi abbiamo un tasso di fecondità che è, l'ho detto prima, tra i più bassi al mondo. Qui c'è un grosso capitolo di politiche per la famiglia. Con l'assegno unico si è fatto un passo avanti importante, ma questo da noi è un'area scoperta da tempo. E ricordatevi che le variabili demografiche cambiano lentamente nel tempo. Quindi non è che si fa una legge e si vedono i risultati 6 mesi dopo. No, qui ci vuole pazienza, costanza, lungimiranza. Hai voglia. Questa è la diminuzione, abbiamo detto. Abbiamo detto, 1, la demografia è una base di sostenibilità. Poi c'è l'economia. Perché c'è l'economia? Ma perché loro non contano soltanto per il numero, arriveranno pochi. No, contano anche per 2 questioni. Allora, la prima è, saranno tutti occupati oppure ne avremo un certo numero che non partecipa al mercato del lavoro, se partecipa non trova un lavoro, se lo trova ha un lavoro precario, a intermittenza. Allora, se è così, i contributi che entrano sono pochi, perché quello che conta non è solo il loro numero, ma è la loro partecipazione alla vita economica, cioè al mondo del lavoro. E qui vi do 2 notizie. La prima è che l'Italia ha il più basso tasso di occupazione in Europa. Parlavamo prima del confronto con la Francia. La Francia ha un tasso di occupazione che è 8 punti percentuali in più. Noi adesso abbiamo celebrato il fatto di aver ritrovato il 60%, ma loro sono al 68%, e la Germania sono al 76% della popolazione in età di lavoro è attiva.
fa una bella differenza. Allora, qui c'è un tema di economia sommersa, perché molte delle persone che ufficialmente non rientrano nelle statistiche del lavoro in realtà lavorano e lavorano in maniera sommersa. Che vuol dire due cose. Uno, che la povertà forse è meno diffusa di quanto i dati statistici ci diano, ma vuol anche dire che all'INPS i contributi di questo lavoro sommerso non arrivano e quindi questo è un problema. E la seconda cosa è che noi abbiamo il 60% di tasso di occupazione, però ci sono aree del paese, ahimè, guardate, questi sono i tassi di occupazione per fasce di età nostri confrontati con la media europea. Prendete la parte in rosa che si vede bene, è la fascia di età 15-24, l'Italia è la linea unita sotto, l'Europa, la media UE, è la linea tratteggiata sopra, quelle due rosa. Vedete il divario tra il tasso di occupazione medio europeo nella fascia di età giovane e quello italiano. Secondo sono i verdi, che sono fascia di età 55-64. Guardate l'effetto delle riforme pensionistiche che fanno aumentare in questa fascia di età il tasso di occupazione, perché se non puoi andare in pensione e hai un lavoro, devi lavorare. Però guardate che siamo ancora abbondantemente sotto l'Europa. Viene sempre propagandato il fatto che in Italia si va in pensione a 67 anni, però non è vero, perché la media è ancora più bassa della media europea. E quindi abbiamo ancora un problema di margine di aumento dell'attività nella fascia di età anziana. Noi siamo sotto, abbiamo ridotto il divario ma siamo sotto. Guardate la fascia che è arancione, quant'è la differenza? È tanta. E quindi anche lì vuol dire che da noi il tasso di occupazione la Svezia ha quasi 80 di tasso di occupazione, vuol dire che è un paese che riesce a far sì che tutte o quasi le persone che sono in età di lavoro lavorino, e la Svezia ha veramente un tasso un'età di pensionamento di 67 anni, è veramente 67. Voi direte, ma là hanno così poco sole che se non lavorano cosa fanno? E noi invece abbiamo il sole, però forse dobbiamo, se si sta in buona salute, lavorare di più. Ultimo su questo, per dire l'inverno, loro arrivano, trovano poco lavoro e per giunta li paghiamo meno. Cioè noi siamo il paese che ha le retribuzioni tra le più basse in Europa. Avete visto le statistiche, le retribuzioni in Italia negli ultimi 25 anni sono diminuite e negli altri paesi sono aumentate di qualcosa come 10%, 12%. E quindi come fa l'INPS a sopravvivere? Ma questo vuol dire non l'INPS come istituto, al quale noi auguriamo ovviamente vita infinita, ma vuol dire la casa comune delle pensioni. Come fa a sopravvivere se l'economia non regge l'edificio e la demografia ancora meno? È lì che nasce l'esigenza delle riforme. È quella l'esigenza delle riforme, perché se noi fossimo solidi non avremmo bisogno di fare le riforme. Il problema è che allora le regole e le riforme bisognerebbe essere lungimiranti, coerenti, trasparenti, equi e non avere regole troppo differenziate. Per esempio Macron aveva un grande obiettivo, quello di mettere tutti insieme, cioè loro hanno 49 o 44, non ricordo, schemi pensionistici. Noi non li abbiamo più. Noi abbiamo, quando io sono stata ministro, mi sono permessa di unificare anche il settore pubblico, INAIL, IMDAP insieme a lei, di portarlo all'INPS, e sapeste quante critiche me ne sono venute, però era necessario. Perché doveva esserci questa separazione? E lì abbiamo adottato una regola comune, e la regola comune è importante. Perché? È importante perché
Perché dobbiamo andare al modello di Modigliani. Nella normalità dei casi si lavora, si risparmia, contributi sono risparmio obbligatorio per le pensioni, è quello, è un risparmio obbligatorio per il pensionamento, e lo si fa obbligatoriamente perché siamo tutti insieme. Però perché dobbiamo dire che, non so, alcuni hanno certe formule, altri ne hanno altre? Quali sono le basi di queste differenze? Ce ne sono due possibili. Uno sono aiutare chi ne ha bisogno, e questo è compito dello Stato. Quindi se uno fa il lavoro in miniera, se fa un lavoro arduo, le regole devono essere adattate alla difficoltà del lavoro, entro certi limiti, perché poi tutti possiamo subire un po' di logoramento psichico e dire che soltanto se hai un lavoro che veramente ti piace, non sei logorato, diventa allora un gioco sociale molto difficile per cui le regole finiscono per non valere più, si entra in una sorta di incredibile litigio collettivo. L'altra questione è invece quelli che sono i privilegi, cioè noi abbiamo, lo Stato deve aiutare quelli che ne hanno bisogno, sì, è compito di uno Stato, è compito del welfare, è compito di uno Stato sociale. Però privilegi, perché dobbiamo dare privilegi se siamo in un sistema previdenziale pubblico? E allora vi posso dire che il nostro sistema pensionistico di privilegi ne nascondeva tanti. È lì che la trasparenza è molto importante. E perché ne nascondeva tanti? Ma perché le categorie privilegiate sono più vicine alla politica che prende le decisioni, e quindi è più facile dire: per favore adesso voi ci date un anno in meno, per favore voi ci date una formula in più, per favore ci lasciate l'autonomia fino a quando ci fa comodo, ma poi se invece i conti vanno male ci prendete sotto l'ombrello pubblico. Sto dicendo cose che sono accadute e per le quali ci sono anche lì ho ricevuto tanti insulti, perché ogni tanto dire le verità scomode è così, ma se uno dice guardate che il vostro schema non è sostenibile e ti accusano di essere ignorante, di dire delle fesserie, è accaduto, c'è tutto sui siti, e poi dopo 10 anni chiedi all'INPS di entrare e dire scusate se pagate anche voi le vostre pensioni perché se no noi non ce la facciamo. Queste sono cose successe, non dirò chi perché lascio a voi fare il detective, ma basta che cerchiate su internet. Allora questo è, bisogna che le regole siano trasparenti e le eccezioni siano motivate. 15 minuti ancora? Oh, ma io me ne prendo meno, grazie. È gentile, cercava di... Allora, le regole devono essere trasparenti. Qual è la regola trasparente che abbiamo adottato? Che ai politici non piace. La regola è quella che si chiama regola contributiva ed è quella che riprende lo schema di Modigliani ed è quella che dice ciascuno di noi ha una vita di lavoro sperabilmente buona e la politica dovrebbe cercare di fare in modo che tutti quelli che sono in condizione di lavorare abbiano una vita di lavoro buona. Questo è il punto, ben retribuita e buona. Vuol dire mettere il lavoro al primo punto nell'agenda della politica e secondo me oggi questo va fatto perché il problema insieme alla demografia vero è il lavoro. Ma al di là di quello si dice lavori versi contributi. Ti dico io quanto, non devi essere tu a decidere, io ti dico l'aliquota 33%, che è già un'aliquota elevata, è tra le più elevate al mondo. 1/3 del salario lordo va per la previdenza. E allora questo è quello che tu versi. Vai fino alla pensione, c'è un conto, perché non c'è un gruzzolo, perché i soldi ogni anno sono spesi, anzi non bastano mai. Però c'è un conto iscritto a uno. Lei come si chiama? Sì, Filippo. Filippo c'ha il suo, lei lavora già? Praticante, bravo. Lei ha il suo conto di Filippo. Lavora, versa contributi, sono tutti segnati dai signori dell'INPS.
quando Filippo ha 67 anni, facciamo, tutto quello che c'è lì, con un'addizione della quale vi dirò adesso, viene a formare una cifra, una somma. Non è una somma reperibile su titoli di Stato o un fondo finanziario di qualche tipo. No, ci sono i conti, si chiama un capitale nozionale. Si dice, hai 67 anni Filippo? La formula attuariale, matematica, ci dice che per ogni 100.000 euro che tu hai accumulato, io ti posso dare questa pensione. Quindi c'è una trasformazione di questo capitale nozionale in una pensione. Lo si fa per Filippo, lo si fa per Margherita, lo si fa per Angelica, per tutti. Salvo che, adesso arrivo, Filippo può aver avuto nella sua vita dei periodi di disoccupazione. Allora io penso che sia compito dello Stato, un po' c'è ma non è pieno, di dire, ma la disoccupazione di Filippo è involontaria, non è che si è dimesso perché vuole stare a casa, no. Allora cosa succede? Che noi prendiamo soldi pubblici e usiamo questi soldi per pagare i contributi di Filippo. Quindi anche nei periodi di disoccupazione, purché Filippo si dia da fare, per trovare un altro posto di lavoro, magari per ricollocarsi attraverso corsi di formazione professionale e così via. Quindi non lo lasciamo scoperto. Questa si chiama, se volete, assistenza. L'altra è la previdenza. E quella che si chiama assistenza, sapete, va finanziata con la fiscalità generale, perché la fiscalità generale, diversamente dai contributi che sono proporzionali e quindi li paga Filippo 33%, ma li paga anche l'amministratore delegato della più grande impresa che può avere un salario, come vediamo anche in questi giorni, a proposito di certi CEO, e paga il 33%, ma quelle sono contribuzioni, ok? Ma la tassazione deve essere proporzionalmente minore per Filippo rispetto a quello che paga un grande amministratore delegato. Questo è quello che si fa e quindi c'è una trasformazione di questo che è chiamato capitale nozionale o montante attraverso coefficienti dove non è la politica a dire a me Filippo sta simpatico e quindi gli voglio dare una pensione più alta e dire invece Maddalena mi sta meno simpatica e quindi le do una pensione meno alta, oppure questa è una categoria e quell'altra è un'altra. No, è uniforme. C'è un elemento in più che vi dico, e cioè che i conti di Filippo, quel capitale, non dipende solo dai suoi versamenti, perché voi mi farete tutti l'obiezione, già, ma se Filippo avesse versato tutti questi suoi contributi in un fondo pensioni a capitalizzazione finanziaria, magari avrebbe alla fine della sua vita lavorativa un gruzzolo ben maggiore di quello che l'INPS gli conta, perché l'INPS non dà rendimenti. Sbagliato, perché anche nel sistema pubblico c'è un rendimento. Anche nel sistema pubblico, questo la gente non lo sa mai. E sapete qual è il rendimento? È il tasso di crescita del prodotto interno lordo. Vuol dire che anziché investire i soldi nel mercato finanziario, Filippo li investe sul futuro del paese, sulla crescita del paese, sul fatto che ci sia aumento del PIL, aumento dell'occupazione, aumento delle retribuzioni, cioè sull'economia. E guardate che questo non è una piccola cosa. E non è neanche detto che il tasso di interesse che danno i mercati finanziari sia sempre più alto. Certamente è un po' più rischioso, ma qui vuol dire che in questa casa comune noi tutti stiamo investendo sul futuro e se siamo bravi a crescere anche le nostre pensioni cresceranno e invece se non siamo bravi a crescere le nostre pensioni saranno piatte, avranno soltanto quello che i fondi che abbiamo versato noi tutti gli anni ci permettono di avere. Capite? Guardate che è un contratto anche questo tra generazioni, che è bello, solo che la gente non lo conosce ed è molto difficile raccontarlo, ma è
È un'idea anche questa alla base di questo welfare di cui parlavamo. E quindi le formule sono quelle. Finisco con una cosa. Le riforme, abbiamo detto, demografia, economia, regole. Le regole devono essere non la bizzarria politica, ma devono essere coerenti con i pilastri sottostanti, demografia ed economia. Le regole non possono essere indipendenti. Vi ricordate i tempi del salario variabile indipendente, quanti guai ci sono stati? Ecco, non possiamo dire che le regole del sistema pensionistico sono indipendenti dall'economia. Non lo sono neanche dalla demografia, anzi. Riforme noi ne abbiamo fatte tante, 92, 95, 97, 2001, 2004, 2007, 2011. Non conto quelle dopo perché io non le chiamo riforme, le chiamo controriforme, cioè sono passi indietro. E secondo me sono passi indietro poco saggi, però ognuno può avere la sua opinione e in ogni caso sono state approvate, quindi bisogna accettarle, ma non sono passi indietro lungimiranti. E quindi le riforme devono guardare lontano. E quello che voglio solo dire è questo, che la situazione del 2011, perché molti giornali dicono che abbiamo fatto sfracelli, però quegli stessi giornali, anche questo è un esercizio molto facile da fare, parlo di certi giornali, lasciatemelo dire, della destra, che erano i primi a chiedere quando è che eliminerete le pensioni di anzianità, i primi erano sempre a predicare l'eliminazione delle pensioni di anzianità. E poi hanno detto, ma questa è una riforma. E poi hanno capito che politicamente conveniva distaccarsene e allora giù botte. Non che la sinistra sia stata molto più delicata, però. Questa era la situazione del Paese. Cosa vuol dire la situazione del Paese? Vuol dire l'Italia messa là su un baratro, con l'euro sopra, che non vuol dire che l'euro schiaccia l'Italia, ma vuol dire che se cade l'Italia cade anche l'euro. E questo è vero, perché l'Italia non è un paese piccolo nell'Unione Europea, è un paese magari con molte fragilità, però è un paese che conta, è un paese fondatore. E quindi la crisi finanziaria del paese avrebbe voluto dire probabilmente la crisi dell'euro. Infatti un economista Nobel come Paul Krugman diceva un giorno sì e l'altro pure, con l'Italia nella situazione in cui si trova è praticamente impossibile immaginare che l'euro sopravviverà. È sopravvissuto. E c'erano tutte queste quindi timori, cioè l'Italia era veramente nel centro della bufera. E cosa succede? Che chiedono una riforma, la chiede la Banca Centrale. La Banca Centrale Europea chiede la riforma al governo precedente, chiede una serie di riforme dicendo allora se voi fate le riforme noi compriamo titoli di Stato, cioè vi diamo una mano sul debito, perché non c'era più nessuno che volesse prestare soldi al paese. Quindi l'unica cosa fai quando non hai soldi? Chiudi? Non paghi più gli stipendi ai medici? Non paghi più le pensioni? Se non hai soldi come fai? Con cosa le paghi? Non hai la possibilità, allora bisogna che entrino. Noi siamo un paese molto indebitato, quindi ogni anno abbiamo bisogno che ci facciano credito anche per sostituire il nuovo debito con quello che va in scadenza e in più ne facciamo di nuovi. In media noi avevamo prima del Covid più di circa 400 miliardi di nuovo debito nell'anno, che è tanto, scusate, di debito tenendo conto dell'estinzione e del nuovo debito, di debito emesso. Quindi quella era la situazione e allora la riforma fu fatta in 15 giorni. Questa era la richiesta, ma non la richiesta per dimostrare che noi eravamo un governo, come dire, di grandi muscoli, no, era perché c'era un rischio finanziario vero e quindi questo era il messaggio che andava dato al Paese. Però il Paese è stato subito poi travolto
Certo, la riforma non era una riforma leggera, però la situazione era drammatica, drammatica. Io li ho vissuti quei giorni, e io non avevo nessuna esperienza di governo, ma li ho vissuti quei giorni nei corridoi del Ministero mio, ma soprattutto nei corridoi di Palazzo Chigi, dove era palpabile questa sensazione di e domani come facciamo? E domani come facciamo? E quando io parlavo con colleghi, ministri o anche col Presidente della riforma delle pensioni, in quei 15 giorni la loro reazione era sempre non basta ancora Elsa, perché facevano i calcoli al Tesoro, non li facevamo noi al Ministero del Lavoro, che non ha grandi strutture di ricerca, e quindi li facevano al Tesoro e ti mandavano questo messaggio, non basta ancora Ministro. Quindi quello che andava fatto dopo erano due cose: spiegarla e, in secondo luogo, correggerla. Perché, signori, non è mai una riforma che nasce perfetta, non esiste in questo mondo. Sapete, una riforma è qualcosa che deve toccare i comportamenti sociali, deve indurre la gente a crederci. Se non riesce a fare questo, è chiaro che poi i politici che vengono dopo capiscono lo scontento e lo sfruttano a loro vantaggio. Se invece tu spieghi e dici guardate che non l'abbiamo fatto per renderci antipatici e neanche per mostrare di essere più bravi, l'abbiamo fatto perché era necessario, era tutto giusto, ma neanche per idea. Però se siamo onesti ci mettiamo lì, cosa facciamo? Monitoraggio. Io avevo messa una bella cabina per il monitoraggio. Posso anche dirvi, lei c'è, ma tanto è una cosa che ho già anche detto, io avevo anche una situazione molto particolare perché era una situazione di litigio praticamente costante tra vertici dell'INPS e vertici della Ragioneria Generale dello Stato. Per cui io ho avuto delle occasioni in cui ho detto va bene, adesso ci mettiamo qui e ci sto io, Ministro, e non si esce fino a quando non troviamo una situazione. Perché sarò inesperta, non di primo pelo, certo, e però la responsabilità era su di me, perché poi... E quelli litigavano per questioni personali, lasciamo stare. Allora tu devi spiegare alle persone. E io ho qui una mia piccola spiegazione di una riforma, poi chiudo. Guardate, una riforma, l'ho detto forse prima, non nasce perfetta, ma è sempre... Perché si fanno le riforme? Prima ho detto per aggiustare una casa comune, quindi adesso noi abbiamo bisogno di fare in modo che le crepe che ci sono siano aggiustate. Per fare quello bisogna chiedere qualche sacrificio a chi oggi c'è, per fare in modo che domani l'edificio sia più stabile. Allora qui abbiamo uno scambio tra due variabili, uno l'adeguatezza dei benefici, la generosità, è quello che misurate sull'asse verticale. E l'altro è la sostenibilità. Questa casa quanto regge? E la risposta è: se sei un po' meno generoso, allora regge di più. Se sei invece più generoso, c'è minore sostenibilità, perché poi magari loro decidono di andare all'estero e quindi non ci sono più contributi per pagare le pensioni in maniera adeguata. Quindi c'è questo scambio. Ma la riforma, è qui che importa, deve anche proporsi di fare non solo questo scambio, ma anche di fare una cosa che non è magia, ma è uno spostamento di questi termini di scambio su livelli superiori. Vedete, con questo movimento noi otteniamo maggiore adeguatezza, in Europa si chiama generosità, per ogni dato livello di sostenibilità. Spostarla in su vuol dire fare una cosa buona, vuol dire che, e voi mi direte, ma come si fa? Ve lo dico io molto semplicemente. Prima c'era un sistema che diceva: appena hai raggiunto i requisiti minimi vai in pensione perché ti conviene, perché se continui ti tassiamo. È una cosa un po' perversa, è un incentivo a uscire appena possibile. Però se tu esci non paghi più i contributi, incassi la pensione, quindi questo al bilancio dell'INPS non fa bene. Se correggi questo con la formula di cui abbiamo parlato prima, questo migliora il trade-off, migliora questo scambio.
Il senso della riforma, vi assicuro io, perché ne ho parlato tantissimo con tantissime persone che mi hanno invitato con me, voi oggi siete un'università, ma tantissimi cittadini, e se tu le spieghi queste cose, le persone le capiscono e non sono disposte a farsi sempre illudere da politici un po' cinici. È questo che secondo me vuol dire essere cittadini di uno Stato. Ed è questo che io credo, per questo che serve molto anche, adesso mi fermo qui, l'educazione finanziaria, perché l'educazione finanziaria vuol dire solo questo, che oggi l'economia è talmente pervasiva nella nostra vita che se i cittadini non capiscono, per esempio, che avere troppo debito può essere un grave problema, oppure che se ottengono qualcosa dalla politica qualcuno questo qualcosa lo paga, e se sono investimenti c'è anche, come dire, il contrappeso di questi pagamenti, ma se non sono investimenti non rimane niente. E noi, se siamo in declino da 20-25 anni, è perché di investimenti complessivamente ne abbiamo fatti troppo pochi. Infatti adesso arriva il PNRR. Morale, e chiudo qui per rispettare, io penso che fare le riforme sia necessario perché il mondo va avanti, che ci piaccia o no. Le nostre istituzioni, come il welfare, non possono stare ferme di fronte a un mondo che va avanti. Globalizzazione vuol dire che sì, in altre parti del mondo il lavoro costa molto meno. Questo ci può dispiacere, ma teniamo conto del fatto che la globalizzazione che ha colpito noi con costi ha permesso a aree del mondo molto povere di uscire dalla povertà. Quindi il gioco nel mondo non è a somma zero. Per noi è negativo magari, ma è anche da vedere, ma per altri è molto positivo. E questo non è che possiamo impedire agli altri di migliorare la loro vita. E quindi anche queste cose vanno considerate. E questa è la complessità delle interrelazioni con cui ho cominciato il mio intervento di oggi. Ed è questo che secondo me va spiegato, illustrato, questa complessità di rapporti tra generazioni, di rapporti tra paesi, di rapporti tra variabili che magari di primo acchito sembrano invece poco connesse. Ecco, c'è molto da lavorare, però io confido che voi che siete la generazione futura sappiate lavorare bene per mettere a posto questa casa comune e non solo quella della previdenza, c'è molto anche del resto da mettere a posto. Grazie, basta. Grazie molte per questo intervento davvero di spessore e chiarificatore. Passiamo ora alla seconda relazione di quest'oggi che terrà il dottor Antonello Orlando. E proprio in un'ottica anche di passaggio del testimone, il dottor Antonello Orlando è ad oggi esperto dell'attuale ministra del lavoro Marina Calderone, per cui sicuramente avrà colto i diversi spunti dati. Antonello Orlando è dottore di ricerca in filologia classica e consulente del lavoro, nonché appunto uno degli esperti della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con specializzazione sulla materia pensionistica e previdenziale. Si occupa di prepensionamenti per aziende di grandi dimensioni e di processi di riorganizzazione aziendale, oltre a consulenza dedicata sul rapporto di lavoro in caso di expatriing. Oggi Antonello Orlando ci proporrà una riflessione su quelli che sono gli esodi aziendali, quali alleanze tra imprese e Stato mediante di fatto quelli che sono i diversi strumenti che il legislatore ci mette a disposizione. Prego. Grazie.
Volevo ringraziare dell'invito sia l'Università di Udine che il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro e permettere che evidentemente, ringraziando la professoressa Fornero dell'altezza della riflessione che mi ha preceduto, mi ritaglio da consulente del lavoro il ruolo un po' di assistente di volo nell'accompagnare rispetto a una riflessione quelle che sono le exit strategy verso il traguardo della pensione, quando all'interno di un meccanismo di azienda, ma di qualunque dimensione, si accende una riflessione rispetto al panorama. Parliamo del panorama normativo a oggi, che è evidentemente figlio sicuramente della riforma che è stata citata più volte, vale a dire quella del decreto legge 201/2011, ma in realtà sempre a opera di quell'esecutivo, e per noi consulenti del lavoro, come era stato ricordato all'inizio, la riforma del mercato del lavoro è quella più sudata, vista la stagione del luglio del 2012, della legge 92. Però tengo fede alla promessa e cerco di farvi vedere quali sono, così da bravo assistente di volo, le uscite di sicurezza nel nostro volo. E cominciamo in questo senso una velocissima carrellata rispetto a soluzioni che molto spesso, quando siamo in un meccanismo di azienda di qualunque dimensione, si accende la necessità di avviare un meccanismo di ricambio generazionale, inizia a nutrirsi una riflessione su alcuni strumenti che proprio dopo, in particolar modo, l'avvento di quella rivoluzione copernicana, in un certo senso, per i requisiti di accesso a pensione nella nostra Repubblica, sono state una serie di misure normative che hanno cercato di temperare o variare i requisiti ordinari di accesso a pensione. Non le percorrerò tutte, soltanto per farvi vedere quali sono i punti di riflessione che sicuramente anche all'interno delle successive modifiche normative che questo governo si sta proponendo sono punti che sono assolutamente all'ordine del giorno. In particolare uno dei temi più importanti è perdere il rapporto di lavoro induce, anche se in qualche modo può essere in più di una circostanza consensuale o di meccanismo non oppositivo, penso talvolta ai licenziamenti collettivi, il dramma della fine della contribuzione, perché tutti immaginiamo il carburante, e non è un'immaginazione sbagliata della fusoliera del volo che ci porta verso la pensione, quello costituito dai contributi che nel meccanismo ordinario sono di contribuzione obbligatoria legato a qualsivoglia forma di rapporto di lavoro, subordinato, autonomo, anche nel caso del socio lavoratore che ha tutto uno statuto a sé. La fine del rapporto di lavoro comporta sì l'esaurimento del carburante principale, però in questo senso il primo strumento che in questo senso le imprese conoscono bene, perché per esempio si accompagna, penso alle procedure di licenziamento collettivo, è quello dell'indennità di disoccupazione, che nella coscienza collettiva segna tuttavia, ora vedremo anche il motivo, è una vox populi che si radica in un meccanismo percepibile molto chiaro, cioè la percezione del netto che arriva nell'IBAN del fruitore dell'indennità di disoccupazione, che ci sia una contrazione dei contributi quando si chiude il rapporto di lavoro e si entra nella tutela assistenziale della indennità di disoccupazione. Quindi noi sappiamo, rispetto all'ASPI che venne introdotta nell'estate del 2012 dalla legge 92, che in realtà quella che oggi è vigente ha una consonante in più, come moda degli esecutivi poi di aggiungere rispetto a un sostrato, un po' come nel caso della città di Troia, e quindi era diventata con il governo Renzi la NASPI, quindi la nuova assicurazione sociale per l'impiego, che ha degli elementi di somiglianza, ma soprattutto poi si prefigge di essere tarata principalmente sulla durata dei rapporti di lavoro che hanno preceduto la cessazione del... Posso dire solo una cosa? Voi non sapete cosa vuol dire NASPI. Avete un'idea? Quasi nessuno. Lasciamo stare la N, ma la cosa importante è assicurazione sociale per l'impiego. Quanto ci ho messo a trovare quel nome, perché i termini, rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima, non c'è un'assicurazione privata se perdi il lavoro, e quella l'abbiamo introdotta noi, non c'era un'assicurazione sociale per chi perde il lavoro. Poi Renzi l'ha chiamata NASPI, ma quello era il segno, un importante strumento di welfare. Chiedo scusa. Ci mancherebbe. Vanta un notevole diritto d'autore, quindi questo la tutela anche da un punto di vista legale. Ciò detto,
No, ma vedrà che poi nella seconda parte della relazione il tributo ci sarà per quello che riguarda l'isopensione, è serio. Detto questo, però, intanto manteniamoci più moderati con una dieta e un volo come quello della Naspi, che forse è più vicino alla soluzione Ryanair, come vedrete, perché ci porta al risultato, ma con prezzi competitivi. L'indennità di disoccupazione viene percepita con un netto evidentemente più basso, perché è parametrato a quello che è una percentuale delle ultime retribuzioni, in particolare lo vedete nella versione che è stata inaugurata dallo scorso anno, cambia per platee anagrafiche e con una riduzione che scatta dal sesto o dall'ottavo mese. Vedete che il colore cambia perché cambia, questo è il lordo ovviamente, perché per noi consulenti del lavoro il netto è una religione più complicata perché varia di persona in persona, magari non in questo caso, però queste sono le uniche cifre sicure di cui si può parlare con cognizione di causa. Quindi insomma voi vedete che chi perde il lavoro e ha una retribuzione che supera i 25-26 mila euro lordi annui guadagna, se ha lavorato per almeno 4 anni nell'ultimo quadriennio, un'indennità che dura fino a 2 anni, cioè il 50% del periodo lavorato. In questo senso direi che la puntualizzazione della professoressa di logica assicurativa è importante, perché tanto mai dato di premio, tanto ti riprendi da questo punto di vista di come copertura. Quando si chiude un rapporto di lavoro in un'azienda praticamente di qualunque dimensione, se parliamo di una perdita involontaria del rapporto di lavoro, arriva in soccorso del lavoratore questa indennità. Evidentemente l'abbiamo visto in questi giorni, peraltro cronache INPS in riferimento alle dimissioni del papà lavoratore, abbiamo anche uno spettro di situazioni in cui anche se il lavoratore sceglie di perdere il rapporto di lavoro ha diritto a questa indennità. Però il focus non è questo, è pensare che la larghissima platea di coloro che va in disoccupazione percepisce questo emolumento, che abbiamo detto si contrae del 3% per ogni mese a partire dal sesto o ottavo mese e arriva a un lordo di poco superiore a 800 euro. E qui si accende la prima preoccupazione, da cui il volo Ryanair. A cosa riesco ad arrivare grazie a questa indennità? Ecco, qui c'è da dire che il meccanismo di questa indennità, cioè di come ci accompagna la pensione, è fortemente tutelante, perché penso alle carriere di un impiegato che ha fatto via via carriera, di un quadro e financo di un dirigente, l'indennità Naspi non crea nei due sistemi di calcolo retributivo e contributivo sulla pensione un danno. Dà dei contributi che sono utili al raggiungimento dei vari numeri, perché insomma, ormai siamo abituati nella scienza pensionistica a una disciplina aritmetica selvaggia, soprattutto nelle addizioni, quindi quota 100, 102 e più recentemente 103, e quindi per i 38 anni di quota 100 piuttosto che per sempre i 38 della 102 o i 41 della 103, i 41,10, i 42,10 della pensione anticipata ordinaria, questi contributi sono perfettamente validi. Quindi il primo tema è che la cessazione di un rapporto di lavoro con percezione per 2 anni di questa indennità ci consente di avvicinarci alla pensione. Il timore molto spesso è che la pensione ne patisca da un punto di vista di importo, ma su questo sono state poste delle clausole di tutela per cui, visto che la pensione retributiva, ormai in esaurimento, è il frutto di una media delle ultime retribuzioni, le medie della Naspi, se evidentemente sono più basse rispetto al mio ultimo stipendio, e questa è la media massima a cui può arrivare la Naspi, cioè 24.000 euro di imponibile all'anno, cioè 24.000 euro di retribuzione virtuale. Voi avete visto che in realtà il valore della Naspi è ben inferiore, ma l'accredito di contributi è più generoso, perché lo Stato vuole tutelare la pensione finale, non con gli eccessi di garantire esattamente l'ultimo stipendio. Questa la percepisce anche un dirigente che cessa la carriera a 200-300 mila euro, se non ci fosse questo correttivo avrebbe contributi a carico dello Stato parametrati su 200-300 mila euro. Quindi ce li ha su questo imponibile con un meccanismo di salvaguardia per cui la pensione non ne patisce. Quindi quello che si può tesaurizzare di questo punto di vista della Naspi è che le cessazioni del rapporto di lavoro, penso anche ai licenziamenti collettivi dove spesso un criterio è la non opposizione, ristrutturo l'azienda ma accolgo quei dipendenti che volontariamente non si vogliono opporre al licenziamento, beneficiano di 2 anni di contributi che non peggiorano la loro futura pensione.
Accanto a questo si pone un altro meccanismo. Sto sempre partendo dalle soluzioni più caserecce, ma diciamo in un tessuto di piccola e media impresa, sono quelle che i datori di lavoro della nostra Repubblica utilizzano in senso statistico in modo più esponenziale, cioè pensare ad aiutare il dipendente al ricorso alla contribuzione volontaria, vale a dire, finito il carburante del rapporto di lavoro, andare a vedere di provvedere alla contribuzione attraverso un pagamento che deve sostenere lo stesso lavoratore. Il problema di questa soluzione è che è cara, perché la contribuzione volontaria, cioè l'esaurimento di un rapporto dove c'è contribuzione obbligatoria e rimanere nudi di fronte all'assenza di contributi, per coprire questa nudità contributiva richiede un costo che è pari a 1/3 dell'ultimo stipendio lordo annuale. Quindi per una persona che ha perso il lavoro e guadagnava 30.000 euro lordi, sostenere una spesa di 10.000 euro all'anno, stiamo parlando non per sopravvivere, cioè per pagarsi la spesa, ma per coprirsi i contributi per un anno, è evidentemente un onere non da poco. Il problema, se vogliamo vedere all'interno di come il nostro ordinamento funziona, è che i datori di lavoro non sono particolarmente incentivati a entrare in questo campo della contribuzione volontaria, perché non essendo ancora stato previsto che il datore di lavoro può finanziare questa contribuzione volontaria, il meccanismo tradizionale è dare qualcosa, un incentivo all'esodo, il cosiddetto pacchetto in un certo senso, quindi diciamo quando si passa all'interno del volo e vi chiedono se volete lo snack, che però in questo caso ha dei prezzi abbastanza proibitivi, perché se il datore di lavoro vuole dare rimborsare questo costo al dipendente, non può dargli la cifra, i 10.000 del mio esempio molto banalizzati, ma noi sappiamo che il datore di lavoro da consulente di lavoro è come Remida, tutto quello che tocca non lo fa oro, ma lo fa imponibile dal punto di vista quantomeno fiscale. Quindi se io ti devo dare qualcosa che ti porti ai 10.000 euro di costo di versamento volontario, devo darti di più, perché devo calcolare che ci sarà l'IRPEF che si abbatte su questo emolumento. Quindi è una soluzione costosa per il datore di lavoro, perché ha un'entropia chiaramente causata dal punto di vista dei costi dalla fiscalità. Su questo glisso, ma in realtà non perché non sia importante, dal 2017 in particolare è stata introdotta una soluzione ponte che vede, però è un tema che richiede di conoscerne almeno i capisaldi, l'utilizzo dei fondi di previdenza complementare per essere accompagnati alla pensione, la cosiddetta RITA, cioè giustamente concordo sull'invito della professoressa a sciogliere gli acronimi, qui è più semplice perché l'ho scritto, rendita integrativa temporanea anticipata. Quindi vale a dire ho accantonato durante la mia vita lavorativa qualcosa, cioè un montante contributivo in un fondo o più fondi di previdenza complementare, perdo il posto di lavoro e se disto 5 o 10 anni dall'età della pensione di vecchiaia, utilizzo quei contributi per sopravvivere, cioè chiedo un'erogazione. Ecco, diciamo che qui c'è un tema cruciale, che il lavoratore li usa per arrivare vivo all'età pensionabile di vecchiaia, ma li strappa al suo futuro pensionistico. La finalità della previdenza complementare parto dall'idea che i futuri assegni, penso a quello degli studenti, ma in questo senso penso anche a me che ho solo contributi dopo il 1995, sono calcolati col metodo contributivo, quindi assegni pensionistici che sono sparametrati, non più legati alle ultime retribuzioni, ma hanno una logica di nuovo assicurativa, tanto mi hai messo a montante, tanto ti riprendi come rendita. La previdenza complementare dovrebbe servire a evitare che la futura pensione sia troppo bassa. Utilizzare la RITA vuol dire depauperare i nostri fondi che abbiamo accantonato per un'emergenza, in questo senso, però col rischio che riesco ad arrivare alla pensione di vecchiaia, ma poi ne avrò un importo più basso perché posso contare soltanto sul primo pilastro INPS. Se parlate con i fondi di previdenza complementare, con Covip, ma soprattutto anche con MEFOP, che fa formazione in questo senso, per loro la RITA è la morte della finalità della previdenza complementare, perché svuota il senso del montante accantonato nel fondo prima che lui cominci ad avere senso, cioè nutrire l'assegno di un ulteriore aiuto. Questo era per farvi vedere le soluzioni comuni, quelle che sono più diffuse, l'utilizzo
dell'indennità di disoccupazione come aiuto per arrivare alla pensione, però abbiamo visto che è una durata limitata perché la disoccupazione non dura più di 2 anni, e anche questa è la correzione di una stortura, perché la riforma del mercato del lavoro della professoressa Fornero del 2012 ha corretto come l'indennità di mobilità poteva sostenere, in un certo senso, quando forse ce lo si poteva ancora permettere, cosa oggi sempre più difficile, per ben 4 anni il lavoratore che cessava nel caso di coloro che lavoravano nelle regioni meridionali con l'indennità di mobilità con almeno 50 anni di età. Però all'epoca vuol dire che lo Stato ci accompagnava non solo con 4 anni di indennità, ma con 4 anni di contributi, che non è poco, visto che ora abbiamo visto quanto costa un anno di contributi, cioè 1/3 del nostro ultimo stipendio. E qui si apre un'altra riflessione che poi non a caso è al centro di tanti provvedimenti di riforma, di intervento normativo, e non ultimo per esempio la legge di conversione del decreto mille proroghe, il decreto legge 198/2022, che è stato convertito in legge una manciata di settimane fa, che ha continuato a rivitalizzare e dare aiuto a una misura che è stata introdotta, forse ha fatto poco rumore, ma all'interno delle misure contenute nella riforma del mercato del lavoro conteneva un germe, un virus in questo senso molto prolifico. L'ha detto prima la dottoressa Cimarosti, pensare un circolo virtuoso fra datori di lavoro e welfare state, quindi Stato sociale, per riuscire ad accompagnare alla pensione i lavoratori. Mi riferisco in particolare a quella che viene denominata, lo dico come si può dire, come nome profano, perché non è il nome sacro della Gazzetta Ufficiale, perché questo nome non c'è, però con la radice greca di iso, quindi come fosse una pensione, questo vuol dire isopensione, è comunque un'etimologia di tutto rispetto, è l'indennità di accompagnamento alla pensione che è stata prevista dall'articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della riforma del mercato del lavoro del 2012. Isopensione Fornero, cos'è questa creatura mitologica? Allora, innanzitutto sappiate che mantenendo la metafora dell'accompagnamento delle vesti di Stewart all'interno del volo verso la pensione, questo è un volo in business class con ricevimento con flusso di champagne e caviale. Perché? Perché il dipendente che perde il rapporto di lavoro volontariamente, perché vedremo che è utilizzata soprattutto in modo consensuale, attraverso questa forma di prepensionamento non ha nessun effetto negativo sulla pensione, anzi ha solo effetti positivi. L'isopensione Fornero è larga, così la chiamiamo, quindi mantengo la nomenclatura profana che giustamente tributa alla madrina il diritto di maternità. L'isopensione si rivolge a una platea molto ampia, perché parla a tutte le aziende con più di 15 dipendenti, quindi di per sé sarebbe uno strumento molto utilizzabile. Vi stupirò con effetti speciali dicendovi che in realtà 300 aziende in Italia, ora un po' di più, utilizzano l'isopensione. Per l'unico problema che questo meccanismo in realtà molto efficace ha, ed è facilmente intuibile quando dovete prendere un biglietto d'aereo, vale a dire il costo. Un costo che è sostenuto esclusivamente dall'azienda esodante, dal datore di lavoro esodante. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di un meccanismo di prepensionamento che si rivolge a datori di lavoro con più di 15 dipendenti e può essere strutturato in 2 salse. La prima non l'ha mai usata nessuna azienda. Quando finirò di dirvi quanto costa capirete perché, non ve lo spiego ora. L'altra è molto utilizzata da queste 300 aziende, cioè la risoluzione consensuale. Funziona più o meno così. Si apre una lotteria in azienda, un bando, nelle aziende che ho avuto il piacere di seguire così funziona, e si raccolgono le adesioni dei dipendenti. E mi direte, e perché un dipendente dovrebbe aderire a un meccanismo di prepensionamento? Perché l'isopensione Fornero chiude in modo consensuale il rapporto di lavoro e traghetta il lavoratore verso la pensione a condizione che questi disti non più di normalmente 4 anni dalla pensione, quindi il doppio della durata della NASPI. È chiaro che la gittata prende per esempio un 63enne rispetto ai suoi 67, oppure, e qui la modifica normativa è entrata in vigore da poco, coloro che distano fino a 7 anni dalla pensione di vecchiaia o dalla pensione anticipata ordinaria, che è l'ultima evoluzione delle pensioni di anzianità di cui parlava la professoressa.
67, 7 anni prima vuol dire poco più di 60. Quindi rispetto al personale che abbiamo nella nostra impresa stiamo rivolgendoci a una platea importante. Oppure prendete i 42 anni, 10 mesi di contributi o 41 10 meno 7, quindi soggetti che hanno un'importante anzianità contributiva ma non altissima o soprattutto ancora distanti dall'arrivo alla pensione. Allora, i requisiti soggettivi, quindi abbiamo detto, è fare parte di un'azienda con più di 15 dipendenti e di stare non più di 4 per ora fino al 2026, grazie a questa proroga normativa. Fino al 2026 si può distare fino a massimo 7 anni dalla pensione. Cosa sono queste tabelle? Sono l'evoluzione di quello che vi ricordava la professoressa Fornero. Questa è una invenzione in realtà non di quell'esecutivo, fra 2009 e 2010 era stato sancito che i requisiti di accesso ordinario alle nostre pensioni si leghino al meccanismo dell'adeguamento a speranza di vita, che prima triennalmente, poi dopo la riforma del dicembre 2011 ogni 2 anni, si informano con i dati statistici che vengono raccolti dall'Istat, ben spremuti e poi cristallizzati con un decreto direttoriale che ci regala queste. Questo è l'aggiornamento annuale, quindi non è consacrato tutto da un decreto direttoriale, è quello che la nostra Ragioneria Generale dello Stato ci dice sui ingressi a pensione. Ogni anno, ormai 2 volte l'anno, talmente il meccanismo di adeguamento è sensibile. Ed è sensibile in un modo che ci ha attenzionato un tema. Dal 2012 in avanti abbiamo sempre pensato che questi requisiti peggiorassero. Diciamo che per legge, soprattutto dopo la modifica del 2017, possono soltanto diventare più alti o rimanere fissi, cioè diciamo che anche nel peggiore evento pestilenziale, siamo reduci da uno pandemico recente, non possiamo tornare indietro, anche se la dinamica raccolta dall'Istat fosse molto negativa. Si può fermare a 67. Vedete che in questa tabella fino al 2026 i requisiti sono bloccati. Questo è quello che la Ragioneria dello Stato ci consegna e pensate che fino a una manciata di mesi fa invece avevamo il 25-26 che ci diceva 67 anni e 3 mesi. Quindi in questo senso la sensibilità di questo meccanismo è molto collegata alla realtà. La tabella a destra invece è il requisito di contributi per arrivare alla pensione. Questo per dirvi, l'Isopensione Fornero si aggancia a queste tabelle. Quando faccio un bando in azienda e dico possono partecipare coloro che distano fino a 7 anni alla pensione, ci si prende questo riferimento e si vanno a pescare quei dipendenti che hanno il requisito contributivo o anagrafico per riuscire ad andare in questo prepensionamento. È un bando a posti a numero chiuso, cioè non è evidentemente un bando illimitato, perché l'azienda potrebbe anche dire metto a disposizione. Alcune aziende l'hanno fatto, penso al gruppo Telecom che ha prepensionato 4-5 mila persone, la stessa cosa vale per il gruppo Enel, però sentite, io ho seguito Leonardo Finmeccanica con cui fra 2018 e 2019 abbiamo isopensionato 1100 persone, ora negli ultimi anni 500 persone l'anno. Però state sentendo il pedigree dei datori di lavoro, non sono esattamente il consorzio sotto casa di piccole imprese. E questo pedigree, cioè questa platea di attivatori di isopensioni e accompagnamento a pensione, viene eletta non per un motivo normativo, perché vi ho detto che è aperto ad aziende con più di 15 dipendenti, quindi non ci sarebbe bisogno di arrivare a grandi aziende, multinazionali o gruppi, ma è un tema esclusivamente di costi. Io chiudo il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale, vi ho detto che c'è un'alternativa ma non viene utilizzata, faccio il bando, raccolgo le adesioni, le persone escono. E cosa succede? Vediamo la dinamica del volo dopo appunto il ricevimento con il flut e il caviale. È un volo veramente con poltrone iper reclinabili e molto molto comode, perché l'isopensione fa percepire alla persona 2 cose completamente a carico del datore di lavoro. Contributi pieni calcolati sulla media delle retribuzioni degli ultimi 4 anni, quindi è aperta anche ai dirigenti. Abbiamo fatto l'esempio di un alto dirigente a 100, 200, 300 mila euro. Vuol dire che il datore di lavoro paga contributi su quell'importo e poi il valore della pensione maturata fino al momento dell'uscita. Quindi è una vera e propria pensione pagata dal datore di lavoro e liquidata da INPS, che è il terzo sostituto, ma in realtà il conto arriva tutto all'azienda in questo senso. E
il beneficio non è solo quello del volo, perché poi quando voi poi atterrerete vi portate dietro un set, diciamo, di souvenir non da poco, perché la futura pensione, pensate a chi è stato nutrito in 7 anni in questa isopensione, beneficia di una futura pensione più alta perché io per 7 anni ho continuato ad avere contributi come se stessi lavorando. Quindi l'assegno è più alto. Se volete proprio la ciliegina sulla torta, quindi veramente come si può dire, il menù stellato che vi viene servito durante il volo, potete anche continuare a lavorare durante l'isopensione. Quindi ho casi di manager eccellenti che hanno traguardato questo accordo, ma anche in modo molto più normale, operai in uno stabilimento chimico-farmaceutico che avevano delle professionalità ancora vivaci, tali da avere dei contratti magari a tempo determinato, e possono perfettamente cumulare questi redditi con il trattamento di isopensione. Anzi, avranno doppi contributi, quelli che gli versa il datore di lavoro che li ha accompagnati e quelli del rapporto di lavoro vivo che stanno seguendo. Allora, a questo punto io credo che non devo svelarvi molto nella riflessione del perché sia poco utilizzata, perché soprattutto i colleghi, ma penso non soltanto loro, possono comprendere che il conto è caro. Il conto è caro, ma è stato pensato in realtà con un meccanismo razionale, previdente dal punto di vista finanziario, perché è chiaro che se io vi dicessi che il datore di lavoro, quando esoda decine anche solo di persone, se dovesse sostenere subito questo importo, sarebbe un'uscita di cassa dal punto di vista finanziario, diciamo, notevole. Cosa ha previsto la norma? E questo l'ha previsto in modo lungimirante l'isopensione e il contratto di espansione, di cui parleremo ora brevissimo, che è il prepensionamento 2.0, non l'ha previsto e ha dovuto recuperare con la prassi in corso d'opera mutuandolo dall'isopensione. Cioè un meccanismo fideiussorio. Le aziende che utilizzano l'isopensione possono frazionare mese questo esborso, ma per tutelare i dipendenti che, capite, se poi questo datore di lavoro avesse vie traverse, evoluzioni poco simpatiche, rimarrebbero appesi. Invece se io in qualche modo rimarrebbero un po' sospesi ad alta quota senza carburanti, e sappiamo che di solito la forza di gravità attira verso finali non proprio idilliaci. Allora, in questo senso la fideiussione fa sì che l'importo che io fraziono da un punto di vista finanziario nell'esborso sia assicurato con una fideiussione esclusivamente di tipo bancario e garantito. Quindi se il datore di lavoro inizia a non onorare il versamento mensile, l'INPS escute la fideiussione e recupera l'intero importo. Quindi il dipendente ha una tutela totale, cioè diciamo nella mia sensibilità mi capita di fare un po' di formazione in azienda ai dipendenti a cui si racconta l'isopensione, è veramente diciamo più o meno paragonabile al Superenalotto, vale a dire un meccanismo per cui l'azienda che apre questa procedura sta decidendo di tutelare i propri dipendenti in un modo molto molto considerevole. Infatti questo ha l'apprezzamento più totale da parte delle parti sociali, perché ecco, diciamo che quello è un accordo, si apre con un accordo sindacale questa procedura, non troverete un sindacato che non ve lo firma, ecco, anzi probabilmente alla fine dello storytelling sarà che ve l'ha proposto lui, anche se voi l'avete chiamato per discuterlo. Perché l'alternativa del licenziamento collettivo non viene mai accesa e non è stata mai accesa fino a oggi? Perché un'azienda che sta veramente male e vuole ricorrere al licenziamento collettivo nel nostro ordinamento ha due scelte: o lo fa e basta e deve pagare soltanto il ticket assicurativo della NASPI, cioè parametrato a 3 mensilità di NASPI più o meno, oppure apre un'isopensione che quindi diventa coattiva, cioè dico io chi mando a casa, però sostengo poi dei costi per questi soggetti esorbitanti. I datori di lavoro nel 100% dei casi dicono: se proprio devo dichiarare uno stato di esubero e accompagnare a casa, accompagno con il volo low cost, cioè esclusivamente con la NASPI. Quindi nessuno ha mai acceso un'isopensione Fornero dicendo licenzio in modo obbligatorio delle persone che non si possono sottrarre e le metto su questo scivolo. Le aziende aprono l'isopensione, raccolgono con un bando le adesioni e si riservano, se l'accordo sindacale è scritto in modo razionale, di scegliere però le persone, perché essendo una risoluzione consensuale il titolo giuridico di cessazione del rapporto, il datore di lavoro chiaramente può scegliere con chi risolvere, perché se aderisse
un mio dipendente cruciale, strategico, e io me lo voglio tenere ancora, io posso tranquillamente dire che per esigenze organizzative non può uscire. Quindi non è mai una lama a doppio taglio per l'azienda che non si impoverisce delle risorse che reputa appunto strategiche. Questa è l'isopensione, la più tutelante, forse in questo senso la più costosa, però anche quella che quando viene proposta in azienda raccoglie, abbiamo detto, più consenso. Sulla base di questa esperienza, l'isopensione nasce in un contesto di regolazione, tentativo di rendere omogeneo un meccanismo che era stato fino ad ora scomposto, perché prima del 2012 questo meccanismo dei prepensionamenti era attivo esclusivamente in alcuni comparti storici, credito e assicurazioni, che guarda caso diciamo, hanno una certa familiarità con diciamo, l'utilizzo delle risorse a lungo termine in meccanismo complesso. E invece l'isopensione ha dato l'opportunità a tante aziende che non rientravano in questo comparto di avere un prepensionamento diciamo, di tutto rispetto. L'osservazione in questi anni dell'isopensione ha portato a interrogarsi se rispetto a quel primo elemento che vi ho ricordato, no? L'assistenzialismo dell'indennità di mobilità a 4 anni, cucita e corretta con l'ASPI poi NASPI, si poteva trovare un ulteriore compromesso e punto di equilibrio tesaurizzando anche l'esperienza dell'isopensione. Così nasce fieramente, col decreto legge 34 2019, in realtà ci ha messo veramente 2 anni per capire che strada voleva fare questa norma, il contratto di espansione, che è diciamo, il fratello minore dell'isopensione Fornero, e che doveva terminare nel 2021, ha avuto successo ed è stato prorogato fino alla fine di quest'anno. Dico fino alla fine di quest'anno perché questo esecutivo in tante occasioni ha annunciato di volerlo prorogare, ma come vedrete costa meno dell'isopensione Fornero, e questo perché costa più allo Stato, anzi non costa più, costa allo Stato, perché l'isopensione costi pubblici non ne incrementa, non ne crea. Allora, innanzitutto il contratto di espansione quando nasce si rivolge a genitori veramente illustrissimi. Il contratto di espansione nasce nel 2019 rivolgendosi ad aziende con più di 1000 lavoratori. Capite che taglia fuori praticamente, nei grandi numeri, taglia fuori, penso ai colleghi consulenti di lavoro, la stragrande maggioranza delle aziende che siamo chiamati a seguire, perché quante aziende abbiamo con più di 1000 lavoratori? Questo induce una riflessione per cui nell'arco di 2 anni il contratto di espansione arriva a rivolgersi ad aziende con più di 50 lavoratori per via di novelle che vengono introdotte con decretazione d'urgenza. Quindi questo fa capire come il legislatore iniziale abbia capito che più di 1000 non era proprio il caso. Però l'ha conservato questo numero su degli elementi importanti. Andate al contenuto dell'accordo, la terzo rigo. Diciamo che mentre l'isopensione è semplice da attivare perché richiede un accordo con i nostri, col sindacato che l'azienda ha in casa, RSA, RSU, da definizione di legge 370, invece il contratto di espansione diciamo, è un po' più formale perché lui richiede di essere attivato presso il Ministero del Lavoro. Però, insomma, uno se la cava anche con poco, con un verbale via Teams. I tempi della pandemia sono riusciti a snellire persino queste procedure. Lo si firma o con i sindacati nazionali, quindi le organizzazioni maggiormente rappresentative che firmano il CCNL che applica l'azienda, o con RSA e RSU. Tipicamente dalla mia esperienza quando si fa un contratto di espansione tale è anche l'esposizione mediatica che vengono fino al 3° grado di parentela di tutte le platee sindacali possibili. L'ho fatto per la Fondazione Teatro alla Scala, che fra l'altro esodavamo 15 persone e c'erano molti più sindacalisti che esodati in quel verbale. Però vabbè, anche questo si capisce. Detto questo, quindi noi abbiamo un meccanismo, se vedete il contenuto dell'accordo, molto diverso. Secondo contro terza colonna. L'isopensione è mirata, chirurgica, non tanto solo ricambio generazionale, ma diciamo, aiuto ai dipendenti a uscire dalla mia impresa essendo traghettati verso la pensione. Il contratto di espansione mette a sistema esperienze diverse
che non è che con l'isopensione non sono possibili, ma lasciano magari più discrezionalità all'azienda, magari una discrezionalità che in alcuni casi è voler ignorare di mettere dei contrappesi, che col contratto di espansione si è invitati caldamente, o per meglio dire obbligati per norma, a utilizzare. Il contratto di espansione ha 4 elementi, 2 oneri e 2 onori. Gli onori sono da un lato quello di avere la possibilità di prepensionare, abbiamo un prepensionamento di 5 anni, quindi io prendo coloro che accompagno entro 5 anni al raggiungimento o dell'età della vecchiaia, 62-67 tipicamente, questa è la forbice, oppure coloro che entro 5 anni arrivano all'anzianità dei 42 anni 10 mesi o 41 e 10 per le donne di contributi per la pensione anticipata. Allora, il prepensionamento era quello, che la fa da padrone perché è il nostro focus. In realtà c'è di più, c'è un obbligo di assunzioni. Obbligo di assunzioni a tempo indeterminato anche sotto forma di apprendistato. In realtà l'apprendistato è un tempo indeterminato, ma il legislatore non riesce ogni volta a sottrarsi alla tentazione di richiamarlo per dirci di usarlo perché lo usiamo pochissimo. E poi abbiamo un altro onere che è l'obbligo di formare i dipendenti che restano in azienda. Quindi il contratto di espansione si inserisce nella vita dell'azienda a tutto campo, perché non tocca solo coloro che vengono accompagnati, ma anche o soprattutto coloro che restano. Quelli che restano devono essere inseriti in un meccanismo di formazione, anche on the job, anche remotizzata, tutti i tipi di formazioni possibili debitamente certificati da un ente terzo, è inserito dentro l'accordo presso il Ministero, e poi, collegato a questo, la possibilità di utilizzare la cassa integrazione. E mi direte, ma che c'entra qui l'integrazione salariale? No, il legislatore ci ha pensato su, perché ci dice, se io, come vedrete, ti aiuto nel prepensionamento e ti do un sussidio pubblico, che ora vedremo, per chiudere il cerchio, è parametrato a quella NASPI su cui non a caso vi ho tediato all'inizio, se tu formi, e devi farlo, quelli che restano in azienda, io ti sgravo del costo del lavoro, delle ore in cui le formi, perché quei soggetti, nelle ore in cui vengono formati, vengono sottoposti a un'integrazione salariale completamente a carico dello Stato. Lo ribadisco perché tutti, almeno parlo ai colleghi, ma non solo, anche a chi ha fatto la materia di diritto della previdenza sociale, sappiamo che ci sono oggi dei contributi che il datore di lavoro paga sulle ore di cassa integrazione per renderlo sempre un meccanismo ripartito fra assistenzialismo pubblico e spesa dell'azienda che la utilizza. E quindi in questo senso la cassa integrazione del contratto di espansione, che dura massimo 18 mesi, mi consente di formare i dipendenti che ovviamente hanno un sacrificio reddituale. Sappiamo che la cassa integrazione ha un meccanismo che si aggira sui 1.200 euro lordi di indennità, quindi è chiaro che ho una contrazione retributiva, ma ho quell'opera che viene definita anche dalle circolari del Ministero del Lavoro, la 16 e la 18 del 2019, il reskilling e l'upskilling, cioè il riprendere le competenze di quei dipendenti, dice la norma, che non hanno i requisiti per essere prepensionati, ma che hanno bisogno di un intervento formativo per essere, in questo senso, reimmessi in un meccanismo di aggiornamento delle proprie competenze. Queste 4 cose insieme vanno inserite nel contratto di espansione. L'unica che vedete, non è obbligatoria, è la cassa integrazione. Se io prepensiono devo assumere e devo formare. Questi elementi sono obbligatori dentro l'accordo sindacale. Allora, abbiamo detto che in entrambi i casi accompagno o alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, 5 anni per il contratto di espansione contro i 7 dell'isopensione. Veniamo alla ciccia, che è un po' il clou della riflessione che vi propongo. Costi. Allora, l'isopensione ha fatto una scelta che l'ha resa appetibile e con una sua criterio di razionalità interno molto forte: tutelare la persona, che vuol dire però avere alti costi, perché io in isopensione pago i contributi sia a chi va verso la vecchiaia, sia a chi va verso la pensione anticipata ordinaria, e li pago sull'intero, sulla retribuzione media degli ultimi 4 anni. Il contratto di espansione mette in meccanismo un gioco di ripartizione della spesa, Stato e azienda. L'azienda riveste sempre la parte del leone e in questo senso il contratto di espansione biforca la fortuna delle persone che aderiscono al contratto di espansione. Quelli che vanno verso la pensione di vecchiaia non avranno contributi da parte dell'azienda, cosa che in realtà è penalizzante per le persone. Perché cosa vuol dire? Che il soggetto che va in contratto di espansione verso la vecchiaia
prende un valore di isopensione, se la continuiamo a chiamare così, pari alla pensione maturata quando esce, esempio 1.300 euro di pensione lorda, la mantiene uguale per 5 anni, ma quando finisce il percorso è rimasta quasi identica. Tecnicamente ci sarà un po' di rivalutazione se è andato bene il nostro PIL e poi cambiano i coefficienti di trasformazione del contributivo perché si riparametra la nuova età più spinta e quindi con coefficiente più alto quando accedo a pensione. Però non ho avuto contributi nel frattempo. Quindi la prima fonte di risparmio sta sulla pelle del lavoratore, evidentemente, perché ha una futura pensione finale più bassa del soggetto che è uscito con isopensione. Un elemento importante è che il soggetto che utilizza il contratto di espansione, parlo del datore di lavoro, beneficia di uno sconto nei suoi costi, in questo caso la NASPI. Il meccanismo è molto razionale, non stai licenziando, perché stiamo parlando anche qui di risoluzioni consensuali, allora quello che lo Stato risparmia perché non licenzi, te lo do sotto forma di bonus, cioè se il datore di lavoro per uno che va in vecchiaia spende 13 ratei di pensione per massimo 5 anni, costo, ha uno sconto pari al valore della NASPI per 2 anni. Quindi A meno B uguale costo netto. Se invece io ti accompagno alla pensione anticipata, quindi ti devo accompagnare verso un requisito contributivo, non ti accompagno al compimento di un'età anagrafica, ma ti accompagno al raggiungimento di quello che, soprattutto per le nuove generazioni, è il requisito più difficile, cioè 42 anni 10 mesi, 41 anni 10 mesi per le donne. Allora in quel caso il datore di lavoro viene costretto a pagare i contributi. Ma anche qui beneficia di uno sconto, perché non solo la NASPI gli viene in soccorso in quanto il valore della NASPI sfiamma i costi di esodo, ma vi ricordate che vi ho detto che la NASPI ha dei contributi figurativi inclusi, stavolta anche quei contributi vengono dati al datore di lavoro per abbattere il maggior costo. 2 voci di costo, valore dell'isopensione e valore della contribuzione pagata dal datore di lavoro, 2 voci di sconto, valore della NASPI e valore della contribuzione della NASPI. Questo meccanismo viene incrementato se il datore di lavoro che sottoscrive questo accordo è quello originario pensato dal primo legislatore di questa forma, cioè un grande gruppo di almeno 1.000 lavoratori. Se viene sottoscritto il contratto di espansione da un'azienda o gruppo di imprese che hanno più di 1.000 lavoratori, lo Stato ti chiede quanti vuoi assumere, perché badate bene, nella sua versione base il contratto di espansione mi lascia le mani libere, il mio interlocutore è solo il sindacato, potrei per paradosso esodarne 100, assumerne 1, perché la norma non mi dice quanti devo assumere. Certo, se ho dei sindacalisti che fanno il loro lavoro, probabilmente non firmeranno l'accordo con 100 contro 1, però 100 contro 10 sì, per esempio. Se io invece mi piego a un meccanismo di vero ricambio generazionale e adotto le cosiddette percentuali legali, cioè ogni 3 persone che accompagno alla pensione, una la sostituisco con una persona che assumo a tempo indeterminato, quindi rispetto questa proporzione 1 a 3, un neoassunto su 3 esodati, lo Stato mi aumenta del 50% la dote, cioè mi darà 1 anno in più di NASPI come sconto, portando a 3 anni la voce di riduzione dei costi del datore di lavoro esodante. Questo perché vi ho tediato oltremodo su questo tema. Il prototipo di ragionamento del contratto di espansione è forse la vera soluzione alla richiesta, forse ossessiva, di introduzione di altre nuove quote. Avendo l'onore, come ricordava Alida, di collaborare e dare un supporto all'attuale Ministro del Lavoro, registriamo la richiesta costante di quote 104, 105, piuttosto che tornare alla 96, cioè continuare a trovare combinazioni per trovare ingressi individuali per far arrivare prima la pensione. In realtà incentivare sempre di più i datori di lavoro a questo tipo di meccanismi crea 2 meccanismi virtuosi. Uno, limita la spesa pubblica, perché se, come veniva ricordato, se introduco quota 100, 102, nell'ultimo caso 103, chi spende è lo Stato. Se potenzio un prepensionamento, se rendo il meccanismo di esodo aziendale sempre più attrattivo, che vuol dire
meno costi per il datore di lavoro e altri benefici di ogni tipo, normativo, di agevolazioni nelle assunzioni, perché io potrei assumere giovani per cui il costo del lavoro è contenuto, io sto creando nuovi posti di lavoro e nuovo reddito. Quindi la soluzione sempre più oggi si identifica non nell'introduzione di nuove quote, nonostante evidentemente sia quello che forse sempre più è chiesto anche a livello politico, quanto piuttosto il potenziamento, tenendo conto che questo meccanismo di contratto di espansione ha le ore contate perché muore il 30 novembre del 2023, sperando che insomma nel reparto rianimazione riusciremo a salvarlo all'interno della cornice della legge di bilancio che già una volta l'aveva riportato nel regno dei vivi dal regno dei morti. Io non vi tedio per cercare di rimanere ai tempi, questa è la rappresentazione grafica che ha dato l'INPS dei costi e delle riduzioni di costo di un contratto di espansione. Nelle slide vi avevo proposto anche degli esempi di calcolo, ma mi sembra veramente troppo per cercare di rimanere nei tempi, però vi facevo vedere come rispetto all'isopensione il contratto di espansione, guardate questo caso, ci porta all'ultimo rigo al 50% di riduzione dei costi. Chiaramente quando parliamo di un esodato in vecchiaia, dove questa percentuale non è data soltanto dalla dote che dallo stato della NASPI, ma sulla pelle della persona perché la sua futura pensione è più bassa. Come potete vedere, la futura pensione, penultimo rigo, questa ve la fotografo proprio al volo. Se voi vedete quanto vale prendiamo un soggetto che va appunto verso la vecchiaia, se va in isopensione o in espansione prende sempre il quarto rigo, cioè prende 1.810 euro. Questa è una persona che aderisce al contratto di espansione e quindi percepisce per 5 anni in modo immutato un trattamento pensionistico isopensionistico mensile di 1.800 euro. Qual è la differenza fra l'isopensione e l'espansione? Alla fine dei 5 anni, nel 2004 in questo caso, nel 2025, penultimo rigo, con l'isopensione, dopo gli anni di viaggio, da 1.800 euro passa a un lordo pensionistico di 2.900. Col contratto di espansione arriva a 1.950, che è rivalutazione contributi più coefficiente cambiato, sempre che ci siano, siamo stati ottimisti. E quindi questo risparmio è sulla pelle della persona. Un risparmio c'è anche nel caso della pensione anticipata, che era questo, e vedete che si riduce drasticamente. In questo caso stiamo parlando di un 24% in meno di costi per il datore di lavoro. Un ultimo, veramente gli ultimi 2 minuti per rimanere in modo elvetico nei tempi, quindi il nostro volo arriva in orario, è questo. Purtroppo una cosa che per gli addetti ai lavori è indigeribile. La legge di bilancio del 2022 ci aveva finalmente dato una promessa, aveva cercato di mantenere una promessa. In quello che vi ho raccontato finora, io penso soprattutto ai consulenti al lavoro, ma non solo, che quello che vi ho raccontato difficilmente, fra isopensione ed espansione, lo troverete realizzabile da un'azienda di 40, soprattutto 40 è impossibile per l'espansione, diciamo di 50, 60, 100 dipendenti, è praticamente impossibile. In materia di costi, ma anche di timore della complessità gestionale, perché dare vita a un prepensionamento di 5 anni con questa complessità, per chi segue ogni giorno i datori di lavoro, imprese, studi professionali, è qualcosa di, devo dire, veramente ci vuole un counseling psicologico con supporto farmacologico per fare digerire l'avvio di una procedura del genere. Cosa ci aveva regalato la legge di bilancio del 2022? Un'idea che cercava di chiudere il cerchio con i grandi esclusi da questi meccanismi, almeno fino a quando saranno solo questi. Cioè il fondo prepensionamenti piccole e medie imprese. Ripeto, come ho iniziato, piccole e medie imprese che sono forse i protagonisti se guardiamo alla statistica del nostro tessuto produttivo. Si era detto, nella legge di bilancio dello scorso anno, che lo Stato avrebbe accantonato 550 milioni di euro, che per una piccola e media impresa non sono proprio pochi, per accompagnare a pensione quei soggetti che avevano almeno 62 anni di aziende in crisi, piccole e medie imprese in crisi, a costo dello Stato, con uno scivolo di massimo 5 anni. Non a caso 62-67 è la forbice che ci porta alla pensione di vecchiaia.
siamo stati tutti curiosissimi di capire come funzionasse, perché come tutte le leggi di bilancio la norma era scritta, diciamo, in un criptoalfabeto non noto e rimandava a un decreto interministeriale che doveva apparire in termini svizzeri entro 60 giorni, quindi tutti l'aspettavamo al varco i primi giorni del marzo 2022. I mesi passavano e il decreto interministeriale non appariva. I giornali lo commentavano, quindi delle bozze c'erano probabilmente, però nonostante, parlo da autore per la redazione di Norme e Tributi al Sole 24 Ore, nonostante questi draft, la Gazzetta Ufficiale veniva un po' trascurata come fonte del diritto e quindi il decreto non arrivava. Tristemente, negli ultimi giorni di dicembre di quest'anno, abbiamo visto, questa era competenza ex Mise, oggi Mimit, questo era un fondo dentro l'ex Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Industria e Made in Italy, in realtà questo fondo è stato soppresso ed il decreto interministeriale non uscirà più perché i 550 milioni sono finiti altrove. Questa piccola denuncia, ma non denuncia, piuttosto presa di coscienza è: va bene magari evitare la proliferazione di strumenti normativi ulteriori. Vi parlavo degli strati della città di Troia, perché se guardiamo a come è costituito il nostro sistema pensionistico, anche in una delle ultime slide della presentazione della professoressa Fornero, evidentemente abbiamo la convivenza di norme dagli anni 50 a oggi, spesso nemmeno ben armonizzate, ci manca un testo unico della previdenza. Quindi se abrogare questo è nel segno di evitare di mettere l'ennesima norma, ben venga, però lasciare scadere al 2023 il contratto di espansione e continuare a ignorare l'esigenza delle piccole e medie imprese di partecipare al meccanismo dei prepensionamenti chiude il cerchio e ci porta alla richiesta incessante e scrosciante di nuove quote. Quindi se non risolviamo questo, quella domanda probabilmente continuerà a porsi in modo insistente. Grazie. Bene, ringrazio Antonello Orlando per questo interessantissimo e approfondito intervento. Passiamo ora alle conclusioni interdisciplinari, perché verranno tratte dalla professoressa Valeria Filì, che è docente di diritto del lavoro nonché docente di diritto previdenziale qui presso l'Università degli Studi di Udine, quindi taglio giuslavoristico, e accanto a questo avremo invece un taglio più economico da parte del professor Stefano Miani, che è ordinario di economia degli intermediari finanziari sempre qui presso l'Università degli Studi di Udine. Grazie dottoressa Cimarosti, grazie a Lida. Mi pare che questo convegno, che aveva suscitato grandi aspettative, abbia effettivamente poi dato un risultato molto positivo. Io ringrazio davvero tantissimo la professoressa Fornero, l'ex ministra, che ci ha fatto davvero questo onore, e ringrazio tantissimo anche il consulente del lavoro, dottor Orlando, per la bellissima relazione, molto tecnica, molto complessa, ma penso che sia stata utile per tutti, per far capire come, appunto, come ha detto prima la professoressa Fornero, a problemi complessi non si possono dare risposte semplici, che però è quello che molte volte la politica vuole e chiede e le persone pretendono, perché purtroppo è così, c'è una grande ormai semplificazione di tanti aspetti. Allora, visto che è tardi, io mi limito soltanto a qualche minima considerazione, perché chiaramente parlare di futuro, quale futuro per il sistema pensionistico italiano, ci fa venire in mente il nostro modello sociale, no? Di sicurezza, il nostro modello di sicurezza sociale, cioè dobbiamo ragionare del nostro modello di sicurezza sociale. Abbiamo sentito dalla professoressa Fornero una bella ricostruzione che è andata anche a far leva proprio sulla nascita del nostro welfare. Quindi direi che dobbiamo proprio ragionare di sistema welfaristico complessivamente, quindi sistema assistenziale, sistema previdenziale, tra crisi e sviluppo, perché abbiamo momenti di crisi, ma dobbiamo guardare al futuro e pensare allo sviluppo. Io voglio fare soltanto 3 considerazioni. Intanto una prima considerazione che deriva dal fatto che, come abbiamo visto, l'hanno detto i nostri relatori,
il nostro è un modello molto complesso ed è frutto di una grande stratificazione normativa. Innanzitutto il nostro modello risente dal marchio d'origine. Noi abbiamo una nascita e un marchio che caratterizza il nostro DNA. Il marchio d'origine è il modello bismarckiano, perché il nostro sistema nasce da una struttura fondamentalmente mutualistico-assicurativa. Questo modello mutualistico-assicurativo, che quindi pensa alla tutela previdenziale di un bacino limitato, che è quello dei lavoratori e lavoratrici, viene poi reso più complesso in una logica che è l'acquisizione del modello beverigiano, e che però viene fatto proprio dalla nostra Costituzione, perché il nostro sistema di sicurezza sociale ha un'evoluzione in senso universalistico proprio con la nostra Costituzione, che lega l'articolo 38, che fonda il nostro sistema di sicurezza sociale, con l'articolo 2, la solidarietà economica sociale, e con l'articolo 3, il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Quindi è evidente che il nostro sistema ha delle difficoltà e delle complessità, perché non nasce a tavolino, ma nasce con una stratificazione e con un'ibridazione di modelli diversi, quello bismarckiano e quello beverigiano. Allora la seconda considerazione è se è ancora attuale però questa concezione binaria del nostro sistema di sicurezza sociale, che comunque fa leva proprio sulla differenza tra previdenza e assistenza, che sono peraltro racchiuse nell'articolo 38 della Costituzione. I miei studenti lo sanno, i previdenzialisti lo sanno, 38,1 l'assistenza, 38,2 la previdenza. Bene, questo binarismo che ci connota si fonda comunque su un principio che è quello della tutela delle persone dal bisogno, cioè la liberazione dal bisogno. Questo è il fondamento che oggi potremmo tradurre nell'inclusione sociale. Potremmo dare un'attualizzazione, no? Delle parole più moderne. Liberazione dal bisogno oggi significa inclusione sociale. Però certamente questo che è l'obiettivo comune del sistema viene declinato in maniera diversa nell'assistenza e nella previdenza, perché lo sappiamo che nell'assistenza il bisogno deve essere accertato, nella previdenza il bisogno è presunto. Il nostro modello continua ad essere un modello ibrido che però anche nella stessa declinazione del bisogno continua a distinguere tra previdenza e assistenza. Il dibattito non è mai sopito nei previdenzialisti. I previdenzialisti continuano a discutere sulla validità di questo binarismo o sul fatto che invece c'è stata una sorta di ormai promiscuità tale, di sincretismo tale per cui possiamo chiamarlo modello di welfare e di sicurezza sociale, che ha confuso le aree della previdenza e dell'assistenza. E effettivamente negli ultimi tempi i due grandi sistemi, previdenza e assistenza, si sono toccati e si sono anche confusi sotto molti profili. In particolare se noi guardiamo al sistema di finanziamento, laddove la contribuzione dovrebbe fondare la previdenza, la fiscalità generale, l'assistenza, ma abbiamo visto non da ultimo con la pandemia, come in realtà con la fiscalità generale abbiamo noi finanziato anche strumenti tipicamente previdenziali, come gli ammortizzatori sociali in deroga. Vado in velocità, non scendo nel dettaglio. Quindi in realtà noi abbiamo assistito a delle forme forti, molto forti di ibridazione. C'è chi ha parlato di separate in casa, per esempio la professoressa Olivia Bonardi ha scritto un bel pezzo sulla rivista del professor Cinelli in cui parla di previdenza e assistenza come separati in casa, cioè separati per finta, però in realtà con momenti di convivenza molto forti. Quindi momenti in cui questa ibridazione si sente poco, cioè la divisione si sente poco, l'ibridazione si sente molto, e momenti di rivendicazione invece della differenza. Quindi davvero due separati in casa. Dall'altro lato però si è assistito a delle spinte in cui addirittura il legislatore ha cercato di arginare quella che è stata chiamata la deriva assistenzialistica della previdenza. Una deriva assistenzialistica della previdenza che il legislatore ha voluto arginare con delle spinte, come per esempio sicuramente il calcolo contributivo delle pensioni, che riporta ad una forte matrice mutualistico-assicurativa, cioè alla contribuzione, mentre lo sappiamo che nel calcolo
retributivo, noi abbiamo una componente della pensione che non deriva dalla contribuzione e quindi la spinta, diciamo, assistenzialistica c'è. Nelle belle relazioni dell'INPS che io mi leggo ogni anno emergono questi dati in maniera molto chiara, e però anche nella riforma del 2015 sulla NASPI, quindi siamo nel governo Renzi, lì c'è un forte ritorno al modello assicurativo proprio per la NASPI, in cui c'è un forte legame con la contribuzione, che peraltro è importante a mio avviso anche per evitare il lavoro sommerso, perché oggi i lavoratori sono più sicuri di prendere la NASPI piuttosto che la pensione, quindi lavorare non in nero ma in maniera regolare è anche spinto dall'obiettivo che se perdo il lavoro almeno la NASPI. Quindi questo ancoraggio alla contribuzione secondo me è stato intelligente proprio per un po' arginare una deriva verso il sommerso di cui la professoressa Fornero prima ha parlato, che è una deriva che spesso anche, purtroppo, dobbiamo dirlo, i lavoratori vogliono. E i lavoratori vogliono perché il calcolo delle pensioni purtroppo fa sì che si sia persa un po' la fiducia, no? Diciamo, nei mezzi adeguati alle esigenze di vita per il futuro. Quindi spinte e controspinte. Ultima considerazione che voglio fare: queste spinte e controspinte, questa stratificazione normativa, la complessità del sistema ha portato anche a dei nuovi fenomeni che hanno portato addirittura il professor Maurizio Cinelli, che è sempre uno dei grandi del diritto previdenziale, insieme al professor Mattia Persiani, che è il nostro decano anche in accademia. Il professor Cinelli ha evidenziato un altro fenomeno molto recente, molto visibile però, che sta mutando addirittura i diritti sociali. I diritti sociali, è stato detto, sono i diritti che lo Stato deve garantire per l'inclusione nella comunità, e i diritti sociali sono fondamentali, come dice l'articolo 3,2 della Costituzione, per l'esercizio dei diritti civili e politici. I diritti sociali però costano, e questo è il grande problema, cioè i diritti sociali hanno un costo. E però ci sono degli elementi oggi che cominciano a mutare la natura dei diritti sociali, cominciano a mettere un po' in crisi i diritti sociali, e quindi mutano un po' proprio le carte in tavola, perché stanno cambiando un po' la fisionomia dei diritti sociali che eravamo così tradizionalmente abituati a considerare dei diritti che non erano condizionati e non erano derogabili. Che cosa voglio dire? Il fenomeno a cui assistiamo oggi è sicuramente quello della derogabilità delle regole. La professoressa Fornero prima ha parlato delle regole, ha parlato di demografia, ha parlato di economia e ha parlato di regole. Le regole dovrebbero essere chiare e le regole dovrebbero essere inderogabili. Nel momento in cui le regole sono derogabili, penso a tutte le quote, quindi quota 100, quota 102, quota 103, opzione donna e tutte le varie forme di fuga, le regole non sono più derogabili, quindi il principio dell'inderogabilità viene meno, e questo ovviamente dà meno certezza, dà un senso di precarietà, su cui appunto il professor Cinelli ha fatto dei bellissimi ragionamenti, perché l'abbandono dell'inderogabilità, che ha sempre connotato i diritti previdenziali, è un problema. Il favore verso discipline derogatorie creano anche una disaffezione dei cittadini, una scarsa fiducia nel futuro, e il fatto che poi alla fine chi resta intrappolato in quelle regole si sente quello sfortunato, quello poco furbo, perché altri sono riusciti ad uscire prima. E questo è il primo problema. Il secondo problema che viene evidenziato è la condizionalità. Condizionalità sia nel senso di condizionalità macroeconomica, condizionalità che ci viene dall'Europa, quindi da tutti i vincoli finanziari economici che ci vengono dall'Europa, quindi condizionamenti sui conti pubblici, ma anche condizionalità come elemento che è stato messo oggi nella percezione di alcune prestazioni previdenziali, in particolare nell'ambito degli ammortizzatori. Anche la condizionalità, che richiede un comportamento proattivo del lavoratore e della lavoratrice percettore del beneficio, ha delle implicazioni sul sistema. Quindi derogabilità e condizionalità stanno incidendo sull'essenza dei diritti sociali, facendo assumere ai diritti sociali una fisionomia diversa, più mutevole e più precaria.
Chiudo dicendo una cosa: certamente i condizionamenti dell'Unione Europea ci sono, i vincoli di bilancio, la sostenibilità sono fondamentali, ci sono, dobbiamo tenerne conto, quindi dobbiamo conciliare i diritti sociali con le esigenze di sostenibilità, di finanza pubblica. Certamente dobbiamo però agire in una logica, a mio parere, meno di taglio e più di razionalizzazione, perché è un sistema che molte volte perde di razionalità. Perdendo di razionalità fa venire meno la fiducia nelle persone, e la fiducia è fondamentale per poter sostenere il sistema. E l'altra cosa che potrebbe avere una ricaduta molto pesante è che ovviamente questo può portare ad una regressione rispetto all'attuazione dei principi costituzionali, dei valori costituzionali, quindi dei diritti sociali, che sono quelli che però hanno tenuto insieme la nostra comunità, su cui si fonda la nostra comunità e su cui si è fondato fino ad oggi la forza del nostro welfare. Grazie. Dovrei fare subito una battuta per gli amici giuristi. E non vedevo l'ora. Perché ci scontriamo sempre su questo. Cioè, non è possibile parlare solo di diritti e mai di doveri. Bisognerebbe cambiare il lessico e introdurre un termine tipo legislazione in Italia, perché altrimenti parlare di diritto dà l'idea che esistono solo i diritti e la gran parte della popolazione ragiona in questo senso. Quindi la legislazione dà l'idea di qualcosa di articolato tra diritti e doveri, o doveri e diritti, mettevamolo pure nell'ordine che vogliamo, ma era solo una battuta. Io dirò pochissime cose, ma prima di fare qualche considerazione vorrei condividere un ricordo, perché quando è stata approvata la riforma Fornero, pochi giorni dopo l'entrata in vigore, io ero a Ginevra a un incontro della Geneva Association, che è un'importante associazione, anche centro di ricerca mondiale, in cui partecipano le più importanti compagnie di assicurazione. E l'ospite di quell'incontro, non ricordo se fosse alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio, era proprio la nostra allora ministra, che era venuta a spiegarci la riforma Fornero. E quello che ricordo era il clima in cui è avvenuta la presentazione, perché dopo una esaustiva spiegazione c'era spazio per 5-10 minuti di domande. In realtà siamo andati avanti quasi un'ora con le domande e c'erano tutti gli stranieri che chiedevano una sola cosa, e penso che si sia anche un po' indispettita la professoressa Fornero. Chiedevano: ma quando la fate? E lei continuava a dire: è in vigore dal 1° gennaio, ma nessuno le credeva. Non so se si ricorda. Ecco, allora, cos'è della riforma Fornero che dovremmo considerare in un'ottica più generale della previdenza e del welfare? La riforma Fornero se facessimo i conti come li farebbe una compagnia di assicurazione, scusatemi un po', quello è il mio mestiere, se facessimo i conti del bilancio di quella volta, avremmo che il valore contabile con tecnica attuariale delle promesse previdenziali italiane dell'epoca era un po' più del doppio del debito pubblico. Quindi diciamo così che era una sorta di debito fuori bilancio, se volessimo fare i calcoli in modo un po' diverso. E la riforma Fornero, in un istante, ha tagliato qualcosa come il 100% del PIL, del reddito di un anno del nostro paese, riducendo quel debito fuori bilancio quindi di un'entità formidabile. Quindi quando noi facciamo le manovre, le finanziarie, parliamo di
20, 30, 40 mila miliardi, ma parliamo sempre di percentuali dell'1 al 2% del PIL. L'impatto di quella manovra, da un punto di vista dei macro numeri, è considerato in un'ottica allargata, dove l'Italia, l'unico punto di forza che ha sempre avuto è il risparmio privato rispetto ad altri paesi, ma sul resto è sempre stata un disastro. È praticamente come se avessimo fatto una manovra del 100% del PIL. E questo credo che sia stato lo schermo che ha protetto poi tutti i governi che ci sono susseguiti fino ancora ad oggi, anche se poi tutti hanno cercato di rosicchiare sulla manovra per cercare di smontarla in qualche misura o di allentarla, però è quello che ci ha protetto dal punto di vista macroeconomico. No, solo una cosa, perché io la ringrazio molto. A me piace la rappresentazione di più in termini di equità tra generazioni, perché altrimenti sembra, l'accusa che mi viene sempre fatta, avete fatto la riforma per fare cassa. Non era per fare cassa, era per riaggiustare gli equilibri economici tra generazioni. Ed è vero che l'Ocse sta cercando di calcolare, di stimare il debito pensionistico dei diversi paesi, ed è vero che l'aveva calcolato il mio maestro per l'Italia, era 4 volte il debito rappresentato da titoli, questo più di 30 anni fa, ma era sempre un debito lasciato alle giovani generazioni, quindi questa riduzione del debito implicito nella previdenza è una forma di rispetto dei diritti che sono anche quelli loro, non sono solo i nostri. È sempre questo che va qualificato. I diritti sociali vanno garantiti oggi, ma senza schiacciare quelli di domani. Che, scusatemi, ma solo perché che ho fatto operazioni solo... No, ma assolutamente. Io lo dicevo con un giudizio molto positivo, non negativo, e mi sembra che anche il debito pubblico ha lo stesso problema, perché poi chi muore non se lo porta via, ma lo lascia a chi rimane, no? Quindi questo era un po' il contesto. E quindi sicuramente è stata una cosa vissuta in modo quasi drammatico, perché eravamo probabilmente in una situazione senza via d'uscita. Quindi dal punto di vista invece degli aspetti tecnici, qui ovviamente ci sarebbero tantissime cose interessanti su cui riflettere. Io ho questa convinzione e mi è fatto molto piacere che è stata richiamata più volte. Un sistema deve essere universale e deve essere trasparente. Io mi occupo parecchio di educazione finanziaria negli ultimi anni, ma credo che sia difficile spiegare il nostro sistema a un comune cittadino quando ci sono ancora oggi, nonostante dalla riforma Amato si sia partiti a cercare di armonizzare con molti problemi risolti purtroppo, sia difficile spiegare perché ci sono delle differenze, perché qualcuno deve avere una regola più favorevole rispetto a qualcun altro. Allora da questo punto di vista mi preoccupa molto tutto questo discorso di rincorsa alle deroghe di qualsiasi tipo, perché bisognerebbe, penso, introdurre una deroga anche questa universale e trasparente, perché altrimenti c'è solo il gioco. Abbiamo visto prima un elenco molto ben articolato di strumenti, ma sono delle cose che la gente non capisce. Introducono solo l'idea che uno deve cercare di infilarsi nel percorso più furbo, scusatemi il termine, che è un po' il vizio italiano, no? La furbizia di trovare la scappatoia. Invece forse si potrebbe riprendere un po' lo spirito della riforma Dini, con un'idea di rendere quella
quell'età, quei 67 anni mobili, qualcosa di leggermente più flessibile, ma non molto, quindi immaginare più o meno 2 anni, un qualcosa del genere, ma anche simmetrico, perché potrebbe uno, anche se sta bene, se ha voglia, se gli piace, lavorare un pochino anche oltre il 67, non necessariamente andare via, e cercare magari di provare, visto che ho richiamato prima la Geneva Association, c'è il 4 Pillar, no? Il quarto pilastro, che qualche paese ha anche sperimentato, nei paesi scandinavi soprattutto, di fare un'uscita morbida, cioè di fare un ultimo periodo lavorativo in cui sei part-time, ma sei anche pensionato part-time. E quindi continui a lavorare un po', paghi un po' di contributi, ma hai sempre un reddito che è dato anche da una parte di pensione che non è ancora intera, è una parte. Quindi c'è un po' di risparmio, di spesa previdenziale, continuano ad arrivare dei contributi, ma c'è anche una filosofia diversa di non avere un decadimento anche mentale nel momento in cui lasci il mercato del lavoro, perché lo fai lentamente, quindi ti abitui a cambiare. Quindi da questo punto di vista forse ci sarebbe un po' di spazio. Credo che ci sia un po' un tentativo di assalto alla diligenza, io la vedo un po' così, insomma, da parte di tutti. Capisco che chi deve farsi eleggere deve andare a cercare i voti, però è pericolosissimo giocare col fuoco, credo. Ecco, questa è la mia riflessione finale. Grazie. Mi ha chiesto se voglio fare un ultimo intervento, ma devo dire che bisogna ringraziarvi per la pazienza che avete avuto, perché si dice che di solito dopo un'ora l'attenzione comincia a calare, dopo 2 siamo già, e voi siete qui da quanto? Dalle 3, quindi veramente ammirevole, anche perché di solito ci sono domande dal pubblico, quindi quello che potremmo fare, se lei ritiene che se c'è qualcuno che veramente ha una domanda che vorrebbe fare, possiamo forse fare quello, altrimenti io lascio a lei chiudere ringraziandovi davvero ancora, perché è stato bello stare con voi oggi. Grazie quindi. Ci sono per caso delle domande che volete rivolgere ai relatori o ai docenti? No. Sono stanchi tutti. Li abbiamo annientati. Bene, vi ringrazio per la partecipazione, per essere accorsi così numerosi. Buona serata.